www.leccochannel.it. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Sponsored by www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un cordiale buon pomeriggio da Stefano Bolotta, siamo in via Oslavia negli studi di LCN Sport per questa partita qui nella nostra trasmissione abituale LCN Stadio per seguire le partite del Lecco. Si recupera la 21esima giornata. Legnago, Salus, Calcio Lecco. Un ben ritrovato a Mister Giulio Invernizzi, ciao Mister. Ciao Stefano, ciao a tutti. E a Giuseppe Mazzolini, ciao Beppe. Ciao Stefano. Salutiamo ciao, in regia Fausto Riva, salutiamo anche Paolo che oggi ci segue qui in regia. Una partita importante, a breve ci colleghiamo, qui la desolazione del campo di Legnago, intanto arriva nei nostri studi sugli schermi, ci colleghiamo con il nostro Albino Alborghetti che come sempre è lì allo stadio per vedere un pochino quelle che sono le ultime, andiamo anche a vedere quelle che sono le formazioni, ma prima sentiamo dalla viva voce di Albino, se mi sente. Ciao Albino! Ciao, avete avuto per caso qualche distinta? Perché noi qui non ne abbiamo neanche una. Sì, allora ti leggo le formazioni così le vediamo insieme, così le diamo anche ai nostri amici ascoltatori a casa. Allora Legnago che si dovrebbe schierare con un 4-3-3 con Enzo, Bruno, Gasparetto, Stefanelli, Ricciardi, Lollo, Iabré, Paulino, Sgarbi, Contini e Buric in attacco. Per quanto riguarda il Lecco invece c'è molta Albino, molta curiosità per capire le tante assenze, naturalmente capire come schiererà la squadra De Paola. C'è Pissardo con Giulia, Maurici, Marzorati, Lacti, Ganz e Petrovic sicuramente in attacco, Merli Sala che gioca al posto di Battistini infortunato, Kraja, Morosini che ritrova una maglia titolare e Gianmarco Nesta. Albino, c'è da capire un po' quale sarà l'atteggiamento tattico del Lecco, se 4-4-2 o 3-5-2 o 4-3-3 lo vedremo, perché insomma qualcosa non torna rispetto alle formazioni abituali. Ma io penso che giocherà con il sistema sarà quello del 4-4-2. Sì, vedremo, dipende dalla posizione di Morosini o di rotta sull'esterno, perché altrimenti qualcosa sembra non tornare vedendo i giocatori schierati, però insomma qualche minuto lo scopriremo. Sensazioni lì da Legnago, Albino? Abbiamo una bella giornata di sole, comunque non c'è vento a vedere. Allora, la giornata è una bella giornata, il campo, c'è anche più gente di quanto ci aspettassimo, sì. No? Perché il campo è sempre in buone condizioni rispetto a quando c'eravamo stati tanti anni fa, sì. E poi niente, direi che è una partita da prendere però con le pinze, perché io leggevo un giornalino che viene distribuito qui allo stadio, che si chiama qui Legnago Salus, no? Sì. E chiaramente questi qui si aspettano di fare dei punti, Chiaramente, diciamo che loro non vincono da 5 partite, sono 5 partite consecutive senza la vittoria, quindi naturalmente c'è aspettativa, però un Lecco che arriva in salute dopo le ultime prestazioni, Albino. Sì, esatto, arriva in salute, arriva anche con queste novità, vedremo se poi sarà il caso che entreranno anche i nuovi arrivati. Di solito De Paolo ci ha abituato a metterli e immetterli quando arrivano anche freschi, purché allenati, e sia nel caso di Nepi che nel caso di Aljosha Basic l'allenamento è stato assicurato, le partite sono state giocate, per cui i problemi non ce ne dovrebbero essere. Assolutamente, ti aspetti una partita fatta dal Lecco oggi, come abbiamo visto tra l'altro anche con la Triestina, no? Che formazione sicuramente di rango superiore rispetto al Legnago, però il Lecco ha fatto la sua partita. Sì, direi che qui le squadre di De Paolo hanno squadre che aspettano, prima si chiudono bene in difesa e poi ti partono la ripartenza. Quindi credo che il leitmotiv sia ancora questo.
Ok Albino, ti salutiamo, allora ci ritroviamo alla fine del primo tempo per avere una Assolutamente. disamina sulla partita, speriamo di vedere un bel primo tempo, un buon Lecco. D'accordo, grazie. A dopo, ciao Albino. Ciao. Chiedo subito a mister Invernizzi, mister, c'è curiosità, non riusciamo a capire, ecco io 4-4-2 non riesco a capire Morosini dove giocherebbe, francamente. No. Sì, c'è curiosità perché dai nomi potrebbe essere benissimo un 3-5-2. Sì, sono d'accordo. Sì, 3-4-1-2 comunque, o altrimenti un 4-3-1-2 con Nesta a fare la mezzala con Lacti davanti alla difesa e Kraja fare diciamo l'altra che mezzala. sicuramente Enrici e Zeliak dovrebbero essere i due esterni, se gioca a 4, però potrebbe giocare anche a 5 mettendo Nesta a fare il quinto e Zeliak, Berlisala e Coso a fare Mazzolati a fare i tre centrali e Enrici a fare il quinto dall'altra parte, sempre con i due mediani e Morosini dietro le due punte. Saremo un po' a vedere, no, quello che succederà. Beppe, che tipo di partita ti aspetti tu? Dicevo, tanto ti ho saltato il microfono, come chiedevo ad Albino, insomma, se sarà un Lecco che come nell'ultima partita comunque fa la sua partita, no? Oggi tra l'altro gioca in maglia verde con pantaloncini blu, quindi inedita Miss del Lecco oggi, mai visto con questi abbinamenti. Ma mi aspetto una prestazione discreta, più del discreto, forse meno attendista, ma non alla avanti tutta così a testa bassa. De Paola ci ha abituato a mettere in campo delle squadre quadrate, prima di tutto non prendere il gol, senza però lesinare qualche sortita in avanti. L'avversario, seppur si sia rinforzato nella campagna di gennaio, ha posto qualche pedina importante, non è certo la Feralpi o l'ultima che abbiamo incontrato, certo, quindi si potrebbe prospettare un compito non facile. De Paola e anche ieri mister Fracchiola sono sempre stati, il DS Fracchiola sono stati, attenzione, stiamo concentrati e facciamo un passo alla volta. Vedremo un po', sta per cominciare intanto la partita, tutto pronto per il calcio d'inizio. Andiamo a vedere anche quella che sarà la terna arbitrale, perché non l'abbiamo ancora nominata, vado a dirvela. L'arbitra è il signor Luca Cherchi di Carbonia, con Giuseppe Cesarano e Paolo Cipolletta, rispettivamente di Castellammare di Stabia e Avellino. Come assistenti Leonardo Tesi di Lucca invece è il quarto uomo. Insomma, sta per cominciare la partita. Andiamo a dare anche un'occhiata a quella che è la composizione della 21esima giornata, che si recupera, giornata che era stata rinviata a causa dell'emergenza Covid qualche settimana fa. Legnago Lecco, Pergolettese Padova, Pro Patria Trento, Pro Vercelli Pro Sesto, Triestina Juve Under 23. Vi daremo conto di queste partite nel corso della trasmissione, perché si giocano tutte alle 14.30, alle 18 poi Feralpi Salo Seregno, Gian Erminio Mantova, Piacenza Virtus, Renate Fiorenzuola, Sud Tirol, Albino Leffe. È cominciata la partita, subito il Lecco che ha provato ad andare sul fondo. Intanto Lorenzo che ci scrive: buongiorno a tutti, vi saluto, visto che oggi non vi posso seguire a causa dell'orario, da schifo di sta partita. Sì, purtroppo sì, mettere la partita a questo orario è una follia, vi abbiamo detto, ce ne sono 5 e le altre poi alle 18, che era l'orario originale in cui era prevista la partita. Enrici mette subito dentro il pallone sul secondo palo, si rifugia in calcio d'angolo Ricciardi di testa. Lecco che parte bene in questa partita, subito aggressivo, cercando di mettere dietro, di chiudere all'indietro il Legnago. È il tipo di partenza che ci si poteva aspettare, mister? Sì, vabbè, loro sono in grossa difficoltà a livello di risultati e anche di prestazioni, perciò partire già col piglio giusto, riuscire magari a incanalarla bene sarebbe l'ideale. Uno schema da calcio d'angolo inedito, 2 tocchi, poi il cross dentro, colpo di testa ribattuto. Bello questo sì, ci aveva provato, non sono riuscito a vedere chi ci ha provato di testa, ma ha trovato. Attenzione alla ripartenza 2 contro 2 dall'altra parte veloce della Legnago, poi Morosini va a spendere un fallo. No, si gioca, e allora bravo Morosini, anzi il fallo è a favore del Lecco adesso, perché viene buttato giù Nesta, se non ho visto male. Sì, ha fatto un ottimo ripiego Morosini, sembrava di primo titolo, stiamo rivedendo, che avesse fatto fallo, invece non ha toccato la gamba, c'è un piccolo appoggio di spalla e il giocatore l'ha sentito dietro, si è buttato giù, l'arbitro Sgarbi che era andato via sulla sinistra.
È una sorpresa, perché ieri insomma si dava quasi per certo l'entrata in campo del nuovo acquisto Vasic. Sembrava fatta che lui giocasse subito, pronti partenza via. Invece oggi ho visto che è schierato, è stato posto in panchina. Non lo so. Fiducia del mister a Petrovic e a Gans, insomma l'ha detto Gans, che avrebbe trovato una maglia da titolare in questo finale di stagione, ripagato subito la fiducia del mister con il gol sabato scorso. Lecco riconquista, palla sulla destra, attenzione, Nesta scende forte, entra in area da destra, dentro il pallone direttamente, un tiro che blocca Enzo, che non è un nostro amico ma è il cognome del portiere del Legnago, Manuel Enzo. Prima azione del Lecco, dunque al terzo minuto. Sì, è un Lecco pimpante, soprattutto come lo ha dimostrato nel turno di sabato scorso, che spinge molto sulle fasce, mettendo in difficoltà soprattutto il Legnago, perché sono state un paio di folate e subito questo cross di Nesta forse poteva darlo un po' più arretrato, l'ha buttato dentro forte forte sul portiere. Adesso c'è il Legnago in attacco. C'è il Legnago in attacco, non arriva la palla sulla destra sul cambio di gioco a Buric, ancora però proprio Buric anticipato col fallo da Merlisala. Stiamo giocando a 3, anzi da Enrici. Sì, dietro stiamo giocando a 3 un po' come avevamo previsto, dunque un 3-5-2, insomma io avevo visto 4-1-2. Sì, a 3-4-1-2 con Morosini dietro le punte, però insomma si torna, probabilmente però in fase di contenimento darà una grossa mano al centrocampo Morosini, come si sta già vedendo. Sì, infatti il piegamento di prima, insomma pareva difficile che giocassimo a 4 comunque dietro, vedendo la formazione iniziale del Lecco, le scelte di mister Luciano De Paola, che vuole dare continuità ancora dopo la bella vittoria di domenica di sabato sulla Triestina. Invece qua si gioca ogni 3 giorni, sabato, martedì o mercoledì. Calcio di punizione sulla tre quarti, andrà forse direttamente in porta il Legnago al quarto minuto. Vediamo. Sì, altissima, purissima e fuorissima la palla di... Sì, desolante. Visto che ha tirato. Sì, molto alta però sopra la traversa. Purtroppo non si vede qui dalle immagini di Leven il numero del giocatore, cerchiamo di capirlo a breve. Io credo che possa essere stato Lollo o Paulinho, adesso avremo modo di scoprirlo. Sì, certo che vedere, noi che stiamo vedendo la partita, non c'è proprio nessuno, non ci sono spalti dietro le porte. Probabilmente lato tribuna, lato della telecamera. Quindi... Non ci sono spalti dietro le porte, sul lato fronte tribuna nessuno, non so quante persone ci possono essere in tribuna. Certo è, come diceva prima uno spettatore che non ha potuto che non può seguire la nostra cronaca in diretta, l'orario è un po' infame, 14:30 settimanale, diventa difficile. Martedì diventa difficile seguire la partita. Sì, nel frattempo il Lecco manovra, è un Lecco molto... È stato Buric poco fa a calciare la posizione alta, sì, molto. Lo vedo molto, vedo i giocatori correre, pressare, insomma, le premesse sono di quelle buone. Buone, mister, ti piace adesso l'approccio alla gara? Partenza, sì, come diceva giustamente, partenza giusta. Sta cercando di fare la partita, di tenerli lì, loro non mi sembrano così spavaldi nel giocare, vedi che comunque ritmi molto bassi, e hanno fatto questa ripartenza dove Morosini è stato bravo a non fare fallo, ma niente di che. Era una palla a centrocampo, non riescono a tenerla. Sono curioso anche di vedere la partita di Lacti, insomma, non mi ricordo quando è stato schierato fin dal primo minuto, ho sempre visto subentrante. Sì, poche, forse in un paio di occasioni, adesso faccio fatica a ricordare anch'io, però partita da titolare per Lacti, che però quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo. Sì. Abbiamo bisogno, nella trasmissione blu-celeste di ieri, si è posto l'accento soprattutto. Ottimo il pallone, ti interrompo, Beppe. Morosini gira palla bene il Lecco, Petrovic al limite dell'area, lo chiudono 3 maglie del Legnago, poi Morosini quasi al momento di calciare aspetta un po' troppo, si fa contrarre il tiro, Kraja di forza,
al limite dell'area riconquista il pallone, però grande chiusure della difesa del Legnago, che poi stringe le linee, costringe a recuperare, sì. Si torna addirittura indietro da difesa del Lecco, che prova a ripartire. Buona però il pallone di prima di Lacti per Morosini a sinistra, svaria molto naturalmente come avevamo previsto Morosini, però linee di passaggio sempre molto chiuse. Allora Merlisala, ricomincia lui. Abbiamo bisogno, vedo, loro sono coperti, molto attenti, sarà difficile sorprenderli, però i giocatori di qualità dentro li abbiamo e anche di una certa potenza, abbiamo visto intanto in attacco il Lecco. Sì, perché c'è una buona combinazione di Ricci e Morosini, poi lo scarico all'indietro Kraja, che ha toccato già tantissimi palloni in questo inizio di gara. Siamo all'8° minuto, Nesta non controlla, dall'altro lato si era arrivati sulla destra. Hai citato Kraja, è un giocatore che è difficile portargli via la palla oltre ad essere bravo nel recuperarla, ne ha dato dimostrazione poc'anzi. Io ho molta fiducia in questo giocatore, molte palle passano da lui, vediamo cosa sarà in grado di combinare. Tra l'altro attenzione però al Legnago, che perde però palla, i due esterni spingono molto, da una parte Ricci, dall'altra Nesta, mister, fino adesso abbiamo visto salire anche Ricci spesso in sovrapposizione. Sì, partenza, come ti dicevo prima, decisa, bene anche in mezzo al campo, abbiamo comunque sempre noi il possesso. Loro vedo è un 4-3-1-2, però alla fine a centrocampo stiamo sicuramente un po' più in palla. Ganz allarga a sinistra per Morosini, c'è il break del Lecco, va a prendere palla a sinistra a Kraja, lo chiude Iabré, poi ancora Morosini che può crossare da lì dentro il traversone a cercare Ganz o Petrovic, entrambi però anticipati. Lacti riconquista un buon pallone, deve però disfarsene, allora alleggerisce a destra dove c'è Zeliak, Nesta, passaggio di ritorno ancora per Zeliak, che è grande. Sul filo chiudono tutte le linee di passaggio per adesso i giocatori del Legnago, rendendo un po' difficile questo tipo di giocata ragionata alla formazione blu-celeste, che quest'oggi è in maglia verde, pantaloncini blu. Pallone poi alleggerito da Ricci direttamente tra le braccia di Enzo, e noi ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Un Morosini che in queste prime battute si sta disimpegnando un po' a dettare i ritmi e Latti a fare l'altra mezza. Molto mobile comunque Morosini, soprattutto quando prende palla. Ecco, stiamo muovendo bene la palla, lui è l'unico forse che la porta, invece perché ha le capacità tecniche anche di portarla un po'. Sì, ha sempre magari dà l'idea di rallentare il gioco, ma poi alla fine la giocata è la giocata quella più giusta. Sì, Buric allarga per Contini, dentro il pallone diritto, attenzione perché la girano bene dall'altra parte dove c'è la conclusione. Attenzione, gol ma in fuorigioco di Buric. Aveva tirato Sgarbi e poi sul rimpallo era andato a calciare il numero 29 Nicola Buric, che però era in posizione a quel punto irregolare. Lo rivediamo, sì, perché già al di là al momento del tiro gli arriva proprio il pallone diretto sui piedi, poi calcia con il mancino, ma è assolutamente gol irregolare. Visto così era netto. un metro, quasi un metro al di là della linea dei difensori. Comunque mi sembrano anche loro piuttosto agguerriti, nel senso che non disdegnano le folate in avanti. Sarà una partita, vista così, siamo al 12°, difficile per il Lecco, non ostica, però trovare la vittoria sarebbe importante
ma non è così semplice, diciamo. Semplice, nonostante la differenza di punti in classifica. La differenza tecnica si vede in campo. Sì, certo, come diceva Mister prima, sì, quello sicuramente, ma non ci si aspetti una partita, insomma, in cui è così evidente la distanza di punti in classifica. Beh, loro, lo dicevamo, sono assolutamente assetati di punti, non vince dall'11 dicembre il Legnago 2-1 con l'Albino Leffe, poi 3 sconfitte e l'ultima con la capolista su Tirol 2-0 nell'ultimo turno e un pareggio nelle ultime 4 partite, quindi questo un po' per quanto riguarda il Legnago. Abbiamo detto delle assenze nel Lecco sono tante, perché oggi manca Battistini in difesa, manca Masini a centrocampo, naturalmente i lungodegenti, no, che sono Tordini, Zambataro. Si è aggiunto Zambataro, Galli, naturalmente stagione è finita per lui, Tordini starà fuori a lungo, anche Zambataro, no? Sì, probabilmente un mesetto, qualcosa del genere anche per lui. Non ci voleva, perché i giocatori che soprattutto Zambataro stavano giocando molto bene in questo periodo, ha dovuto anche cambiare qualcosa tatticamente, come vediamo oggi mister De Paola, che si era affidato invece al 4-4-2 nei primi 2 mesi del suo arrivo a Lecco. Morosini guadagna una ottima rimessa laterale in fase difensiva, tanto rivediamo il gol annullato, la conclusione di Sgarbi direttamente arriva al di là della linea difensiva sui piedi di Buric, che intercetta, stoppa con il destro, si gira di prima intenzione con il sinistro, fulmina in diagonale Pissardo, però bandierina alzata, direi giustamente per lui. Volevo chiedervi l'assenza di Giudici, che il mister gli ha dato un turno di riposo, credo, perché lo ha visto un po' malconcio, un po' stanco dopo la partita di sabato, se non ho capito male. Ha parlato in conferenza stampa, sì, era, diciamo, a scopo precauzionale. L'assenza di Giudici ci può stare, visto che comunque è Iniesta in buone condizioni. Sì. Se poi magari avendo a destra in testa di cambiare modulo ci sta anche. E poi si gioca ancora domenica, giusto? Sabato, adesso non mi ricordo più. Domenica? Sabato? Sabato. Io sto perdendo ormai il calendario, visto che si gioca sabato, domenica, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sabato 5 alle 5. Sabato 5 alle 5, alle 2:30. Alle 2:30. Sì. E vabbè, quindi insomma chi vorrà vedere la partita dovrà rinunciare anche sabato pomeriggio ad andare a fare la spesa con la moglie al supermercato, e insomma seguirà noi che racconteremo la partita. In ripiegamento difensivo il Legnago, la pressione alta dei giocatori del Lecco ora, ma viene fuori bene, però attenzione a Sgarbi che parte forte a sinistra, anzi no, si tratta di Paulinho che scende forte a sinistra, bisogna perché c'è Buric a destra, c'è centrale, continua il pallone sul filo del fuorigioco, la parata di Pissardo, no, al di là, continua il momento in cui calcia. È stato bravo Sgarbi, ha fatto tutto il campo, palla al piede. Non ho visto se era Paulinho o Sgarbi, forse era Paulinho, però comunque dentro bene il pallone in verticale, si muove coi tempi giusti la difesa del Lecco. Sì, potevano anche uscire anche prima. Qua è andata anche bene, diciamo, perché non era molto stati, potevano alzarsi un attimino prima e andare. Però fa vedere il Legnago come può essere pericoloso già la seconda volta, con azioni di ripartenza veloci in cui salta netto il centrocampo del Lecco, con questi palloni anche molto precisi per le punte che sono molto mobili davanti. Intanto qua fallo, no? Scaraventato a terra Nesta, non c'è però fallo. Sì, si è buttato un po' con un leggero tocco. Troppo plateale forse. Sì, esatto. Kraja ancora il pallone, ma c'è invece Buric che scende ancora una volta, sta mettendo in grossa difficoltà la difesa del Lecco. Buric con la sua velocità. Bene però qui la chiusura di Enrici, che poi va a prendersi anche il fallo, calcio di punizione. Bisogna stare, anzi era Lollo, scusate, non Buric, perché negli ultimi 2 o 3 minuti hanno fatto 3 contropiedi velocissimi e tutti a parità di uomini, 3 contro 3, 4 contro 4, quindi bisogna stare attenti saltando a pie pari il centrocampo. Qui mister, non so, il filtro a metà campo Kraja, magari gli sarebbe da provare a vedere di invertire, a mettere Latti un po' più in, diciamo, una posizione per poter difendere su Buric, che mi sembra quel giocatore un po' più attivo davanti, che è quello che riesce un po' a scardinare. Autore di 2 gol in stagione, Buric. Il pressing è lui che esce con la palla, che poi è quello che prova a innescare le 2 punte. In panchina molti giocatori comunque importanti per il Legnago, perché non solo Gomez e Giacobbe che sono giocatori offensivi, ma anche Lazarevic che vanta un passato in Serie A, insomma la maglia di Genoa, Torino e Chievo Verona.
ora un giocatore sloveno un po' in disarmo, per carità, ma sempre di grande talento e tecnica. Va a commettere fallo il numero 16 Bruno, e allora Lecco potrà giovarsi di questo calcio di punizione. Nesta si è spostato a sinistra. Siamo sull'out di sinistra, Morosini è andato a destra. Allineati circa all'area di rigore, quindi dai 15-16 metri rispetto alla porta, ma completamente defilati proprio sull'out di sinistra. Calcio di punizione con la palla tra i piedi di Morosini, che andrà a scodellare dentro, o magari direttamente la battuta in porta. Il piede ce l'ha, piede per andare diretti in porta ce l'ha, mentre Michele Serena dà in barriera, suoi. il portiere contro sole. Il portiere contro sole, un solo uomo in barriera. Vediamo se Morosini guarda la porta, probabilmente secondo me va dritto in porta, infatti la mette un po' bassa, deviazione, rimessa laterale. Ma c'è sempre qualcuno che anticipi i difensori sul primo palo. No, che però poteva batterla un po' meglio qui Morosini, è rimasta un po' un'idea tra sospesa così. Sì, né zuppa né pan bagnato. Rimessa laterale battuta lunga direttamente nel cuore dell'area, la ciccano i giocatori, poi innesta all'indietro. Lacti alza il campanile per Gans, che però è anticipato da Ricciardi. Lotta Simone Gans su questo pallone, Ricciardi si allarga, riesce a ributtarla fuori, ma dove ci sono comunque maglie verdi dell'Ecco. Zeliak dentro il cross, ancora una volta ribattuto, Morosini di testa, la palla arriva lì per Petrovic, cerca di un controllo molto complicato, si porta direttamente la palla sul fondo. Ci prendiamo un break, poi facciamo un po' il recap di quello che sta succedendo nel girone. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Scende forte a sinistra, attenzione al break del Legnago, c'è però la difesa del Lecco ben piazzata con le due linee molto strette. Kraja recupera l'ennesimo pallone della sua partita e Morosini può far ripartire il Lecco con un po' di fatica, poi il lancio lungo di Merlissana. Intanto il nostro Matteo Bonaccina, che è a bordo campo anche oggi lì a Legnago, perché farà come al solito il suo servizio fotografico, e oltre alle interviste poi nel post gara troverete tutto su LCN Sport in serata, compresi gli highlights video e la cronaca della partita. Però insomma ci dice che De Paola si è rivolto duramente a Petrovic, insomma o tiri fuori gli attributi o tra 5 minuti di cambio, parole testuali più o meno queste, magari cambiate una parola, però insomma per far capire De Paola non le manda a dire al suo centravanti che mister per adesso è un po' fuori dalla partita. Davanti siamo arrivati poche volte, sia lui che Ganz, di palloni ne abbiamo visti pochi. Abbiamo perso un po' il palleggio che avevamo all'inizio. Ha preso un po' di fiducia anche il Legnago e adesso c'è un po' più di equilibrio rispetto ai primi 10 minuti dove siamo partiti sicuramente meglio noi. Intanto uno sguardo alle altre partite, insomma si fa in fretta ad aggiornarvi, sono tutte sullo 0-0 le 5 partite che si stanno disputando dopo 20 minuti, iniziate alle 14:30 nel girone A di Serie C. Si fa un po' impressione che tu dicevi, perché c'è questa sorta di distinti, lato distinti al campo di Legnago, piccolino, tutti i seggiolini nuovi, belli, ma non c'è neanche un gatto, niente, cioè proprio neanche il gatto di passaggio, neanche un gatto che passa così facendosi gli affari suoi e buttando là un occhio distratto alla partita, no, nessuno. E con questa palla a centrocampo il Lecco, vediamo se riesce ad allargarla. Per Nesta c'è fallo? Sì, okay. Calcio di punizione, sfuma il vantaggio, quindi arriva il fischio. Già battuto in fretta Kraja che evita l'arrivo di Contini, apre a sinistra dove c'è Enrici, un po' di fatica ora a trovare gli spazi, prova col cambio di gioco Kraja ma butta fuori perché Morosini aveva stretto, Nesta era rimasto basso. Sfuma il possesso? Si è un po' spenta la partita, soprattutto dalla parte del Lecco che cerca insomma in qualche modo di riproporsi in avanti, fa fatica perché loro sono ben chiusi, chiudono tutti gli spazi, poi cercano in qualche modo di andare in contropiede, ma
il Lecco non riesce a trovare il bandolo della matassa, siamo al 22esimo, ma fa fatica, insomma non riesce a trovare. Loro hanno chiuso bene, per quello che vedo io, le fasce, e di conseguenza per il Lecco quello che è stato un punto di forza con la Triestina oggi non lo è, e per vie centrali è un po' più difficoltoso, perché poi insomma sono tutti accentrati e di conseguenza fa fatica a trovare le occasioni. Da una parte e dall'altra, a parte i due fuorigioco, a memoria non ci sono stati tiri in porta, a parte il tiro cross di Nesta. Tanto Nesta è andato a sinistra, già sulla punizione. Probabilmente ha stretto, quindi Enrici basso e Zeliak sale a destra, se non diciamo così. Sì, infatti dovrebbe essere così. Vediamo se prova con questo cambio mister De Paolo, con gli uomini che ha in campo, a giostrarseli un po', anche perché alcuni giocatori possono comunque giocare in diversi ruoli. Vediamo se sarà proprio così. No, Enrici lo vedo ancora basso a sinistra, e allora non ho capito come si sta risistemando il Lecco. No, Morosini a destra, alto a destra. Nesta se è stato spostato a sinistra già sull'azione della punizione di Morosini. Se era rimasto lì, dici magari. Però vediamo, insomma, perché potrebbe essere anche a questo punto che si metta 4 dietro. Spingendo Nesta, guarda posizione come di mezzala, fallaccio su Kraja di Abre, si gioca la spallata al numero 8 che dà dentro un buon pallone per Buric, la conclusione che non va lontano dal palo alla sinistra di Pissardo, che però si era tuffato basso sul palo. Qui però bella l'azione del Legnago, che arriva proprio da quella fascia lì a destra. Ma secondo me mister non era fallo. Adesso a vedere così dietro siamo a 4. Può essere che Morosini lo faccia il quarto a 4-4-2, il quarto a destra e Nesta il quarto a sinistra. Perché così in mezzo erano in 2 con Enrici e... Ma mi sembra sulla spallata di prima non mi sembrava fallo, insomma. No. Decisa no, mister, cosa dici? Al limite però ci poteva stare, insomma. E quindi loro, insomma, rispetto alla Triestina mi sembrano più aggressivi. Dietro siamo a 4, direi, in maniera abbastanza chiara. Vediamo un po' dove si mette Morosini. Morosini che sta facendo il quarto a destra. Sì, vediamo un po' se forse ha avuto un po' di paura il mister. No, dentro ha visto che non facevano fatica a uscire. No, non ha fischiato. No. Facciamo un po' fatica a contrastare queste reazioni di ripartenza del Legnago, no? Che riesce spesso in verticale a verticalizzare subito e a trovare in velocità almeno 2 o 3 giocatori per portare avanti l'azione. Intanto qua mi sembra che sia stato mandato a scaldare qualcuno dalla panchina del Lecco, non ho visto chi. Ma vedo potrebbe essere che anche loro... Pipi già, Attenzione, forse Petrovic davvero non sta piacendo in questo momento al mister. Dimmi Beppe. No, stavo dicendo che loro sulla tre quarti nostra, quando chiudono e pressano, noi facciamo fatica ad uscire. Non ci danno l'opportunità. È un po' come le partite precedenti a Triestina. Se la squadra avversaria sta alta, ci pressa, abbiamo delle difficoltà a salire un po'. Manca secondo me l'ordine per poter uscire con calma, palla al piede. 26esimo 0-0 tra Legnago e Lecco, ma l'occasione, l'unica occasione grossa l'ha avuta il Legnago con la conclusione di Buric poco fa. Adesso loro sono vedi, sono anche bravi, non perdono palla in attacco, riescono ad arrivare in un modo o nell'altro alla conclusione senza, portato bene, ha preso subito palla, lancia una pallaccia a sinistra, non trova compagni direttamente fuori. Giocando così a centrocampo siamo in difficoltà, perché loro hanno il rombo e noi abbiamo solo 2 giocatori. Decisamente. E poi non so il motivo per cui ma sai cos'è? Vedo Lacti un po' sperso, non l'ho visto abbastanza determinante né come interventi per cercare di pressare e rubare palla, né tantomeno come ricevitore per costruire il gioco. Hanno preso le misure subito loro, poi
Lancio a sinistra dove arriva bene Sgarbi all'1 contro 1, salta Secco, attenzione, qua c'è calcio di rigore? No, si è buttato. Io l'ho visto male. Io l'ho visto male. Qua Zeliak sembrava averlo trattenuto Secco. L'impressione era il rigore. Anche perché viene saltato Secco col dribbling. Zeliak, vediamo. Azione di Sgarbi che lo sul tunnel entra dentro qui. Ma c'è una prima trattenuta, poi dopo si tuffa perché non sembra tale la spintarella. Se fa meno scena gli dà rigore. Se l'è giocata male, diciamo. Se l'è giocata male, se va giù normale rigore. Sta arrivato però anche il giallo. Col tuffo un po'. Così di primo acchito l'ho visto subito rigore. Perché infatti ho detto rigore perché sembrava netto vedendolo frontale, così invece poi nel replay. È stato bravo perché gli ha fatto il tunnel, l'ha superato sul fondo del campo e il nostro difensore Zeliak purtroppo non è molto reattivo, lo sappiamo, sulla rapidità, è stato saltato Secco, poi lì si è un po' poi te lo trovi davanti, che vedi, ha cercato di frenare, di buttarsi, è stato bravo Zeliak a non abboccare. L'arbitro era a 2 metri, non di più, per cui insomma ha potuto valutare bene. Ci vediamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Occasionissima per il Legnago durante la pausa, al 29esimo Buric scende bene a destra, va fino in fondo, mette un pallone a rimorchio per Contini che ha il tempo di stopparla, saltare praticamente un uomo, calciare male di destro con la palla che finisce poi fuori, anzi sarebbe giocabile ancora da Buric ma in fuorigioco, quindi si disinteressa poi del pallone. Però le occasioni migliori sono solo del Legnago, mister. Sì. Ma io siamo in difficoltà. Siamo in difficoltà nel gestire, non teniamo più un pallone e stiamo un po' rincorrendo gli avversari sperando che sbaglino come prima, perché comunque hanno già creato il rigore non dato e questa occasione sono 2 avvisaglie, diciamo, di un gol che potrebbe arrivare, mentre noi non riusciamo a venire fuori. Non ho capito il cambio di modulo, perché così a centrocampo siamo praticamente sempre in doppia inferiorità, loro giocando col rombo. C'è la munizione, è stata? Sembra di sì. Per Nesta o Lacti o Nesta, non ho visto mai, che va a randellare. Attenzione, Casa ha perso palla a metà campo e subito si sono riportati avanti. Adesso mi sembra che Nesta sia ritornato a destra e Morosini sta facendo anche un po' troppi cambi tattici. Non ha ancora trovato, la partenza sembrava buona del Lecco, poi dopo ho voluto cambiare loro pressano 3 volte, grande pressing, attenzione, errore Pissardo, miracolo di Pissardo, tanto poi c'è il fallo. Adesso ricostruiamo un attimo quello che è successo. Fallo di Contini che va a stendere Morosini, si prende il giallo sacrosanto, il 18 in maglia biancazzurra. Bravissimo. Allora rivediamo, palla persa davanti alla difesa, si invola Contini che poi viene anticipato da Pissardo. Questo vale un gol. Che esce e praticamente si butta a terra e riesce ad anticipare, a sradicargli il pallone dai piedi. Qui lo avrebbe saltato andando in porta secco Contini, però l'Ecco continua a soffrire, ragazzi, il gol è nell'aria, purtroppo, così continuando. Sì. Lì ha perso al limite dell'area palla Merlisala e il giocatore si è trovato tu per tu con Pissardo che è stato bravissimo, si è gettato con la manona, tolto dalla disponibilità dell'attaccante la palla. Brutto pericolo per il Lecco veramente. Adesso vediamo se questa occasione sblocca un po' i blucelesti, ma vedo che loro
non so, mi sta a metà campo, ci stanno sovrastando. Io andrei a specchio con loro, farei anch'io 4-3, tanti giocatori ce li hai, fai 4-3-1-2, vai come loro e perlomeno, cioè, secondo me siamo più forti noi, ma si è visto nel primo quarto d'ora, è che così no, non siamo più forti, anzi. Salutiamo Emilio che ci scrive: fate la radiocronaca e pochi commenti, facciamo quello che possiamo, Emilio, ovvero la cronaca con dei commenti, perché non possiamo fare la cronaca per 90 minuti. Allora il pallone all'indietro con il rilancio della difesa del Lecco che va a cercare colpo di testa di Lactima in una zona in cui purtroppo non ci sono avanti del Lecco. Allora riconquista palla Stefanelli che va direttamente all'indietro per Enzo. 33 minuti, 0-0, uno sguardo anche a quello che accade sugli altri campi che erano tutti fermi sullo 0-0, le partite intanto gioco fermo a Legnago. Non c'è ancora un gol in 32 minuti in queste prime 5 partite della 21esima giornata che si recupera oggi. Era saltata, lo ricorderete, nella sosta forzata della Serie C per l'emergenza Covid, ora che sta diminuendo, diciamo così, la pressione per la pandemia. Insomma, speriamo di poter continuare a giocare senza troppe sorprese da qui fino a fine stagione. Kraja allarga il gioco, cambia gioco, va sulla destra a trovare Zeliak. Destra ora è tornato in pianta stabile lì a destra. Morosini è tornato dopo un breve esperimento sulla fascia di competenza a sinistra. Break centrale però della Legnago con l'imprendibile Buric, poi viene anticipato bene da Morosini, se non ho visto male il ripiegamento, bravo. Poi Enrici, Kraja, però Buric veramente non lo prendono mai quando parte in velocità. Cambio di passo, ha fatto 30 metri palla al piede. Veramente bravo. Qui Petrovic fa finalmente quello che probabilmente gli chiede De Paolo, cioè difende il pallone, rincula, lo difende, fa salire i centrocampisti e poi torna in avanti. Lacti anticipato ancora Nesta che sta facendo un po' fatica oggi a trovare i tempi giusti con cui scendere e ricevere il pallone. Ne ha fatta mezza giusta oggi. C'è da dire che anche se ha spostato 3 volte questo non aiuta perché magari trovare le misure. Sì, ma che il primo pallone ha buttato in fallo laterale, non è ancora riuscito a entrare in partita. Il cross che era un tiro grosso e basta. Brutto Lecco, scrive Alessandro. I primi 10 minuti ci avevano fatto sperare, pensare qualcosa di meglio, oggi invece no. Perché ora stiamo subendo comunque l'iniziativa soprattutto in velocità del Legnago, e poi quando parte con i 3 giocatori davanti, in particolare Buric e Sgarbi sulle 2 fasce, Buric a destra, Sgarbi a sinistra, riescono sempre a metterli in velocità e la difesa del Lecco va in difficoltà su queste palle in verticale dei veneti. Ora si è abbassato il ritmo, 35esimo, Enrici però fatica a costruire. Morosini ora viene a prendere il pallone, quasi a fare il playmaker basso sul centro-sinistra. La palla per Petrovic, anticipato secco, senza fallo, riparte forte Iabré, che poi vede subito ancora il movimento in verticale di Sgarbi, lo costringono a rallentare l'azione. Ancora Sgarbi, la palla sul mancino, va fino in fondo, lo mette dentro, arpiona il pallone e si salva in qualche modo il Lecco. Qua è stato bravo nel ripiegamento difensivo, non sono riuscito a vedere se chi è stato. Anche in questo caso Merlisala ha saltato. Merlisala ha saltato secco. È stato saltato secco. Ho visto se Lacti ha recuperato. Sì, è stato saltato secco. La maglia verde, il sole, la lontananza, perché siamo sull'altro versante del campo, non ci ha aiutato. Insiste il Legnago in avanti. Seliak prima ha perso 2 palle velenose da cui sono partiti i contropiedi. Un po' rallentato Seliak. Kraja, scusate. Ma anche Seliak sta facendo un po' di fatica. Kraja era partito bene, perché aveva toccato tanti palloni nei primi 10 minuti, poi ha perso un po' anche lui, forse le misure anche dei compagni, perché questi continui spostamenti mister non aiutano i centrocampisti a raccapezzarsi. No, stiamo trovando in mezzo, non riusciamo a fare 3 passaggi di fila. Dopo un'ottima partenza anche dal punto di vista tecnico. Intanto sono arrivati dei tifosi, non sappiamo se sono tifosi nostri, tifosi del Lecco, uno sparuto gruppo che va centralmente sul lato di Stinti a dare finalmente un po' di colore, blu celeste, abbiamo visto la bandiera adesso, però almeno uno sparuto gruppo di tifosi, al seguito anche oggi al Legnago naturalmente, si fanno vedere laddove non ci sono invece tifosi del Legnago. Ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio.
Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un po' di confusione tattica in questo Lecco nel primo tempo, ragazzi. Cronaca, 38esimo, punizione dalla tre quarti, quasi centrale per il Legnago, barriera 3 per il Lecco, posizionata all'altezza della lunetta. Vediamo cosa succede. Siamo al 38esimo, tutti schierati in attesa della battuta. Potrebbe anche battere a rete. Potrebbe anche battere a rete, adesso non ho visto chi. Attenzione. Forse Lollo, no. Sì, infatti va a rete. Gol, attenzione, gol su punizione, battuta magistralmente, no, non è Lollo, adesso andiamo a recuperare chi ha calciato, splendida la punizione che dà il vantaggio al Legnago, purtroppo al 38esimo. Imparabile per Pissardo, Buric. E Buric è andato a calciare lui. Insomma, il migliore in campo per distacco fino adesso, incontenibile anche sui calci piazzati. 1-0 per il Legnago. Nicola Buric, terzo gol stagionale. Poco da fare, mister, qui. No, calciata benissimo. Calciata benissimo a mezza altezza. Pissardo c'era quasi arrivato, la tocca, ma non riesce a deviarla quel che basta. E c'è il vantaggio del Legnago, purtroppo. Beh, per quello che si è visto fino adesso, purtroppo, mi sembra un vantaggio anche meritato. Cioè, sì, purtroppo sì, perché c'è poco da dire. Non abbiamo mai il 40esimo, 39esimo, non abbiamo mai tirato in porta. Abbiamo subito 2 azioni di contropiede con, per fortuna, fuorigioco, un'azione tra l'altro in cui l'attaccante ha sbagliato, un paratone di Pissardo. Anche in questo caso c'era quasi arrivato, ma nulla di fatto. Adesso Lecco, in questi 5 minuti finali più recupero, vediamo se almeno c'è una reazione rabbiosa nel cercare. Adesso si riporta in avanti, ma la difesa del Legnago fa buona guardia. Petrovic sta cercando di disimpegnarsi, Seliak non interviene e il Legnago ancora in contropiede, salta 2 giocatori, 3 e Contini. Poi c'è la chiusura di Marzorati, che qui è uscito bene, si è decentrato a sinistra e guadagna una rimessa laterale sulla destra all'altezza della tre quarti campo. Il gol di prima di Buric, punizione dai 25 metri, anche abbastanza centrale tutto sommato, è andato a calciare però bene, un po' leggermente defilata a sinistra, calciare bene sul destro, sul palo corto alla destra di Pissardo, che si è tuffato. L'ha tirata toccata, bene, ma no, calciata bene. Non era, cioè, era quasi forse parabile se fosse partito un po' prima Pissardo, probabilmente non l'ha vista bene anche con fece la barriera partire subito, è arrivato un pizzico in ritardo. Non ho visto se hanno saltato in barriera, perché no, neanche quello. Secondo me è stato bravo lui. Sì, no, voglio togliere anche merito a lui, perché poi Pissardo ci è arrivato, poi la tocchi magari ha fatto quel che ha potuto, ma sì. Intanto Legnago è ancora in avanti, 41esimo, punizione all'altezza della panchina. Ha preso coraggio il Legnago anche soprattutto dopo il gol, ma già da prima il Lecco invece è completamente spento, non c'è la fatto un tiro in porta. No. Speriamo che finisca un po' in fretta questo primo tempo e poi la strigliata e mister De Paola intervenga. Intanto sulla palla c'è ancora Contini e chi? Probabilmente anche qualche cambio io mi aspetto all'intervallo. Calcio di punizione di Contini dentro, attenzione alla palla rimane lì. Dai, però il 2 non si può lasciare questo pallone a disposizione del Legnago, poi la riapre Ricciardi a sinistra, lì sì c'è l'anticipo, fallo a favore del Lecco, no, rimessa laterale per il Legnago. Però insomma 2 giocatori del Lecco si addormentano, Kraja e non ho visto se è Morosini l'altro, non mi ricordo se era lui, comunque in zona centrale davanti all'area di rigore, mia tua sua, come al solito. Questo è un po' l'assioma quando
accadono questo tipo di situazioni. Ancora Buric la mette giù, attenzione, poi Kraja, bravo, la sradica dal piede e la butta fuori. Ma ecco, grande sofferenza ora perché continua verticalizzazione del Legnago. Stiamo solo spazzando. Sì. Kraja ha già 3 volte che spazza via la palla. 3 volte. Grande difficoltà Kraja comunque anche lui. Anche adesso è stata un'azione tambureggiante dalla rimessa laterale. Ecco, grande sofferenza. Non stiamo capendo niente. 43esimo, partita totalmente fino adesso sbagliata dal Lecco, a parte, ripetiamo, i primi minuti, e ancora Legnago in attacco. Attenzione perché sulla sinistra ha lanciato Sgarbi, davanti come al solito le 2 punte, arriva anche Paolino in appoggio, dentro il cross, attenzione perché può andare Buric, lo sovrasta Merlisala in anticipo, palla però sempre nei piedi dei giocatori in maglia bianco-azzurra. Ricciardi indietro per gli Abredi, prima intenzione sempre, il cambio di gioco continuo, Sgarbi qui evita l'out e la mette in rimessa laterale direttamente lui, però queste continue verticalizzazioni che hanno sempre un uomo in movimento sulle fasce ci stanno inchiodando lì. Sì, sta facendo bene, probabilmente l'hanno preparata così e stanno riuscendo a essere sempre pericolosi. Attenzione ancora loro in avanti, spazza. Rispondo anche a Giovanni che ci scrive anche lui d'accordissimo con Emilio, fate radiogramma poi commenti, facciamo quello che possiamo per contratto ragazzi, mi piacerebbe fare a 90 minuti, non possiamo farlo. Kraja, all'indietro il pallone per Merlisala, ora poca pressione dei giocatori del Legnago, dunque può avere un po' più di tranquillità l'Ecco nel cercare di impostare l'azione. Viene buttato a terra Nesta, guardando un calcio di punizione proprio di fronte allo spicchio di Spalti con una quindicina di tifosi blucelesti. Lacti, ancora Kraja, sempre però pallone all'indietro perché c'è sempre, triplicano sempre la marcatura sul primo portatore di palla dell'Ecco, dunque ecco che fa un'enorme fatica, l'ha fatta in tutto questo primo tempo che vi stiamo raccontando, a portare sul pallone, a costruire azioni dopo i primi 10 minuti per arrivare dalle parti di Enzo, che fondamentalmente non si è più visto da una certa in poi. Tiro cross di Nesta e basta. Sì. Lecco in avanti con Zeliak Nesta. Scusa, Kraja. Apre bene Gans su Zeliak, dentro il pallone di Zeliak, viene ribattuto, calcio d'angolo, dai ragazzi, 44 sul cronometro, si può portare a un'ultima azione. Io non credo che ci sarà un robusto recupero perché si è giocato parecchio e sono state poche le interruzioni. E allora andiamo a seguire questo calcio d'angolo in favore dell'Ecco. Va Morosini a batterlo, dentro Merlisala, sale Marzorati, c'è Zeliak, Petrovic, Gans in area. Vediamo se Morosini la batte bene, male, corta, Iabrela allontana. Peggio di così, la battuta all'indietro dove non c'era nessuno e adesso l'Ecco appoggia su Pissardo che rilancia lungo nel vuoto, difesa, riconquista palla. Kraja di prima intenzione in verticale, anticipato Petrovic, però Petrovic si deve dare una svegliata anche lui. Gans rientra dal fuorigioco, no, non è fuorigioco, bravo, perché ripulisce un pallone utile per Nesta, si piazza però alla difesa del Legnago, ancora una volta deviato il tentativo di cross, ragazzi, un cross bello però lo mettiamo, un minuto di recupero, suggerisce Fausto dalla regia. Siamo già entrati nel minuto, 45 secondi. Minuto. Dai, batti. Non c'è movimento, si fa fatica veramente sempre anche dalle rimesse laterali a trovare l'uomo libero. Mezzo. Petrovic di petto per Nesta, palla è sparita, dov'è? Fuori. Direttamente sul fondo, c'è calcio d'angolo, però l'Ecco potrà chiudere questa prima frazione di gioco. Brutto l'Ecco in questo primo tempo. Potrà l'ultima azione sfruttare questo calcio d'angolo, corner di, allora salgono tutti qua, battuto corto Kraja, vediamo se ridà il pallone a Morosini, palla sparisce dall'inquadratura di Eleven, poi ricompare Morosini, però non l'abbiamo ancora crossato, va adesso, il colpo di testa brutto in torsione con la palla che finisce direttamente fuori di Merlisala. Niente, finisce il primo tempo 1-0 per il Legnago, l'Ecco che si è fatto vedere dalle parti di Enzo soltanto nel finale di tempo. Brutto primo elenco davvero. A breve ci colleghiamo con Albino Alborghetti dallo stadio, dal campo di Legnago, per capire un po' come mai, come si è visto dal campo, anche magari capire se De Paola ha continuato un po' questa. Sappiamo dal nostro Matteo Bonacina che ci ha detto che insomma, ha parlato tanto, nervoso con i giocatori, soprattutto con gli attaccanti, con Petrovic, per la prestazione non
il suo gradimento e siamo d'accordo con lui in questi primi 45 minuti. Allora andiamo a vedere se Fausto ci collega con Albino. Albino, mi senti? Albino? Sì, pronto. Eccoci Albino, purtroppo un brutto primo tempo dell'Lecco, i primi 10 minuti ci avevano fatto sperare qualcosa di meglio, poi ha subito costantemente l'azione, soprattutto con queste verticalizzazioni improvvise sugli attaccanti lanciati a rete del Legnago che hanno creato diverse occasioni oltre al gol. Sì, ma io vedo però, sì, questo è la disamina esatta di quello che si è visto in campo nel primo tempo, però francamente trovo la partita di Morosini ancora deludente. Sì, perché tra l'altro non so se si è capito dal campo, all'inizio ha cambiato spesso le posizioni mister De Paolo di Morosini, sì. Non le hanno trovate mai però. No, non le hanno trovate mai, ma francamente, ripeto, oggi si sente la grande mancanza di Masini, sì. E questa è da rimarcare, ma soprattutto non si vede, non dico un eccesso di personalità, ma neanche un imprinting di personalità dovuta al fatto che Morosini ancora una volta gioca dal primo minuto. Certo, il centrocampo senza Iocolano, senza Masini, ce lo deve caricare lui sulle spalle. Sì. Invece mi sembra che sta facendo un po' il compitino, ecco, quello voglio dire. Assolutamente. E tra l'altro si vede proprio un deficit di personalità, come dicevi tu, rispetto per esempio alla partita di 3 giorni fa contro la Triestina, in cui invece avevi tenuto bene il campo anche sotto quel punto di vista. Sì, teniamo conto però che c'erano altri giocatori in campo, no? C'era Battistini per esempio in difesa e noi avevamo un paio di sparioni idioti secondo me in difesa, proprio di disattenzione, no? C'è una cosa non da calciatori professionisti, però ripeto, era paragonare questa squadra a quella che ha battuto la Triestina sarebbe ingiusto perché mancano dei giocatori che sono i titolari. Assolutamente. Poi gli allenatori si divertono a dire che sono tutti titolari, però ne mettono in campo sempre 11. Ti aspetti dei cambi già da inizio secondo tempo? E poi ci diceva Matteo, molto critico nei confronti di Petrovic De Paola nel primo tempo. Direi ha ragione, perché Petrovic quest'oggi non mi è piaciuto per niente, ma deve stare attento perché pur essendo dotato tecnicamente, se è arrivato questo centravanti Nepi, che è un ben fisicato, e potrebbe essere lui la spalla poi se convince la spalla di Ganza. Assolutamente. Ma adesso mi aspetto comunque dei cambi, certo. Innanzitutto Lacti mi risulta sempre un oggetto un po' misterioso, non ho ancora capito come gioca, sinceramente probabilmente è una lacuna mia. Potrebbe esserci spazio per l'ora sin dal primo della ripresa. Allora, potrebbe esserci spazio per l'ora, ma poi soprattutto dobbiamo capire che quando arrivi a un certo punto della giocata sulla linea della fase d'attacco, sebbene abbiamo attaccato poco, devi però concludere la rete qualche volta, sennò la palla non entra mai. Sì, perché solo quel tiro cross di Nesta all'inizio che è finito tra i guantoni di Enzo, poi il nulla dell'attacco del Lecco. Sì, va bene, ci risentiamo, ti lasciamo per il secondo. Volevo solo terminare dicendo un pensiero, dicendo che però abbiamo preso gol anche se stiamo perdendo 1-0 su una palla inattiva. No, certo, calciata magistralmente, va detto, da Buric, solo in faccia rispetto a Pizzardo. Sì, da Buric che è il migliore in campo per distacco, direi, fino adesso, perché è quello che ha messo più in difficoltà comunque la retroguardia del Lecco. Vedremo se nella ripresa ci sarà spazio per i 3 nuovi arrivati in casa Lecco. Albino, ci risentiamo tra 45 minuti, a più tardi. Perfetto, dopo, grazie, ciao. Rientriamo in studio, ci prendiamo il break lungo. State con noi però perché torniamo tra una decina di minuti a raccontarvi il secondo tempo, sperando nella rimonta del Lecco. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante, ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la
la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti sul Covid. Stiamo lavorando allo stop dello stato di emergenza al 31 marzo, lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla salute, aggiungendo: sulla quarta dose il Green Pass illimitato, aspettiamo cosa dice la scienza. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato per altri 10 giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Un nuovo vertice dei ministri è convocato per domani. Sul tavolo le misure sulla scuola e la durata del certificato verde per chi ha la terza dose. Da oggi cambiano le regole per pass e non vaccinati. Nessuna soluzione, solo un nuovo rinvio, l'ennesimo per Patrick Zaki. Oggi nell'udienza a porte chiuse al Tribunale di Mansura il giudice monocratico ha deciso di riaggiornarsi al 6 aprile. Una decisione che scaccia per il momento i fantasmi di una possibile condanna, sempre più improbabile dopo la scarcerazione dell'8 dicembre scorso, ma che non consegna allo studente dell'Università di Bologna e alla sua famiglia la tanto attesa notizia di una soluzione piena. Sono ottimista, siamo ottimisti, aveva dichiarato alla vigilia il giovane che rischia fino a 5 anni di carcere per propaganda sovversiva. Un quindicenne di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una coetanea. Indagati anche altri 2 minorenni che, secondo la procura, hanno avuto rapporti con la ragazza. Il quindicenne si trova ai domiciliari. I fatti sarebbero accaduti durante un festino a base di bevande alcoliche tenutosi in un giorno di sciopero della scuola. Esteri, il premier ungherese Viktor Orbán incontrò oggi a Mosca il presidente russo Vladimir Putin in piena crisi ucraina. Una visita criticata dall'opposizione democratica ungherese e guardata con diffidenza dall'Europa. Attualmente l'Ungheria è l'unico paese dell'est che ha rifiutato l'invio di truppe NATO nell'emergenza ucraina proposto dal presidente americano Joe Biden. Secondo l'opposizione alleata, che sfida Orbán alle prossime elezioni del 3 aprile, il premier con la sua politica incoraggia Putin e aggrava la situazione di crisi. Tito Stagno è morto, il giornalista che il 20 luglio 1969 raccontò in diretta agli italiani lo sbarco dell'uomo sulla Luna si è spento oggi all'età di 92 anni.
Telecronista sportivo, conduttore TV, fu protagonista di una diretta televisiva leggendaria sulla Rai. Alla storia passò la frase ha toccato in questo momento il suolo lunare. E addio anche a Maurizio Zamparini, storico ex patron del Palermo Calcio. Aveva 80 anni ed era ricoverato in una clinica in provincia di Ravenna per l'aggravarsi delle condizioni in seguito ad una peritonite. Calcio, Dusan Vlahovic è stato il colpo del mercato invernale della Juve. L'attaccante serbo si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa, cominciando con i ringraziamenti alla Fiorentina per poi passare a tutta la sua voglia di bianconero. Perché la Juve abbiamo la stessa mentalità vincente, ha detto, mi farò trovare pronto anche perché qui non si aspetta nessuno. Ho scelto il 7 perché era il numero più vicino al 9. Intanto si apprende dall'ANSA che il presidente della Lega di Serie A, Paolo D'Alpino, si dimetterà nella giornata di oggi. Andrà a vivere negli Stati Uniti. È tutto, a più tardi. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. La tua serie preferita? È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. Salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91. www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it.
www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Siamo ritornati. Ok, no, perché c'è stato un problema col microfono. Sì. No, stavamo commentando le scelte di De Paola, mister, oggi sbagliate dall'inizio, perché se correggi dopo un tempo l'ora Lacti come avevamo paventato, Giudici è entrato al posto di Morosini, vuol dire che comunque avevi già dopo pochi minuti iniziato a cambiare le posizioni, scelte oggi sbagliate. Non ho capito il perché ha voluto cambiare dopo 10 minuti che non stavamo andando male. È logico che dopo andando a 4 dietro e dopo i giocatori erano fuori ruolo, perché Morosini a fare il quarto di a destra o a sinistra praticamente è stato un po' penalizzato da questo cambio di modulo. Poi, che non era neanche partito male, come stavamo dicendo. Quello che è sembrato un po'. Ora ovviamente hai due esterni comunque di ruolo, vero? Nesta si adatta anche a sinistra, Giudici, anche Giudici in realtà potrebbe partire a sinistra, Adesso vediamo, anzi forse probabilmente verrebbe da pensare quello, come cambio più idoneo. Vediamo, Merli Sala centralmente viene a prendere la prima palla della sua partita, Lora si va a sinistra dove cerca un po' di spazio il Lecco. Ora veramente abbiamo anche forse qualche problema, non so se di connessione o del segnale di Leven, che si sgrana fino a rendere irriconoscibile praticamente anche la palla. Ora si torna a vedere qualcosa di più, fallo di Enrici, calcio di punizione in favore del Legnago sulla propria tre quarti difensiva. Rimane anche a terra il giocatore, non ho visto se Ricciardi. Ma adesso vediamo come si sviluppa la partita. Secondo me abbiamo buttato 45 minuti dando la possibilità al Legnago di essere squadra superiore, anche se secondo me non lo ha, perché durante l'intervallo parlavamo che a parte la punta attenzione, intanto loro si riportano dalla in difesa. avanti. Iavré alza il campanile, poi svetta su tutti Zeliak che allontana, colpo di testa di Ganza all'indietro, bene per Nesta, sì, che da queste prime battute Nesta a destra e Giudici che agisce largo a sinistra. Kraja si gira, non trova più il pallone, allora Stefanelli a buon gioco può alleggerire all'indietro per il proprio portiere, poi anzi direttamente il lancio lungo di Bruno, che si perde però nel vuoto degli spalti o pseudospalti. Lì finiscono tra l'altro a metà del campo gli spalti. Rimessa laterale per il Lecco, 48esimo. E comincia il niente attorno al campo di Legnago nel veronese. Dai ragazzi, forza, riprendiamo la partita. Rilancio lungo di Marzorati, palla di attenzione di Ganz. Vediamo, trova Nesta, che però ha un controllo difficoltoso, costretto dall'attacco di Sgarbi a difendersi, poi riesce a trovare Marzorati, pasticciano con Kraja, brivido, e poi calcio di punizione a favore del Legnago. In tre giocatori però del Lecco non sono riusciti a ripulire questo pallone, quantomeno ad allontanarlo, allora calcio di punizione in favore del Legnago con Rolim de Genova, in arte Paulinho, che va su questo pallone. Tra l'altro la stessa punizione dove hanno fatto gol nel primo tempo, qualche metro un po' più defilata a sinistra, un po' più defilata. Infatti va a battere la Paulinho, non Buric questa, probabilmente va a crossare, vediamo. 48esimo e 30 secondi, pronto per la battuta. Tutti schierati, tutto il Lecco in area. Paulinho al cross, sfila, non ci arriva per pochissimo Gasparetto, che si era portato in area per andare a calciare, lui che è uno tra i più strutturati, il difensore centrale del Legnago. Non ci arriva per poco però, intanto però chi lo cura? Gasparetto. Nessuno. Solo davanti alla porta, perché l'ha mancata. Avrebbe centrato la porta tutta la vita di testa da lì, è mancato veramente poco. Solo. Vabbè. È già buono, perché nella prima parte di stagione su questo tipo di situazione avremmo preso il gol, per cui ce la facciamo andare bene, no? Demerito del Legnago, perché l'occasione per loro era ghiotta, solo se lo sono persi in marcatura,
tutti gli uomini del Lecco in area. Adesso ancora Legnago in avanti. Leggerezza di Merli Sala, che su questo praticamente una sorta di retropassaggio la chiama Pissardo, si disinteressa, Sgarbi lo brucia e con l'esterno destro conclude, va vicino al gol, quantomeno non troppo lontano. Che dormita, mamma mia, di Merli Sala qui. Mi sembra che il canovaccio della partita non sia cambiato. Il Lecco, sono passati 5 minuti, sembra che non si sia ancora scosso dal torpore nel primo tempo. Il Legnago è lui a fare la partita ancora in avanti. Vediamo confusione a metà campo, vediamo Kraja se riesce a mettere giù la palla, serie di impatti, il possesso. Sì, ma ancora il Legnago a farsi pericoloso in avanti, rimessa per i padroni di casa. La grande occasione poco fa per Sgarbi su un'indecisione di Merli Sala, sostituzione per il Lecco. Petrovic e dentro Nepi, l'esordio. Allora guardalo lì, 40 minuti abbondanti per il nuovo arrivato, l'ultimo dal mercato insieme a Vasic. Mister, qui bocciatura anche per Petrovic. Sì, siamo al 50°. Alla fine, nonostante il primo tempo l'avesse già un po' minacciato, non è riuscito a, diciamo, a guadagnarsi qualche minuto in più in campo. D'altronde davanti non tiene nessun pallone. In mezzo la buttiamo, in fascia non andiamo, dietro dormiamo, davanti non sta su. Adesso il Lecco in avanti, il rinvio lungo di Pissardo, palla spizzata di testa da Nesta, ma Nepi non riesce a arrivarci, rimessa laterale per il Legnago. Già battuta lunga, il colpo di testa in anticipo qui, stavolta bene Ricci che va a saltare alto, ad anticipare l'avversario. Rimessa laterale, battuta subito dal Legnago a cercare Buric. Poi Iabré anticipato, sempre però in possesso Paulinho che prova a sfondare, ma c'è la possibile break del Lecco, vediamo. E no, Iabré sradica ancora il pallone dai piedi dei giocatori del Lecco, non riescono mai a ripartire con velocità. Poi sbaglia il Legnago, sbaglia anche il Lecco, partita orribile in questa fase, una serie di errori tecnici, compreso questo, pallone alzato in campanile da Marzorati, veramente bruttissimo. Poi ci pensa l'arbitro a dire no, così basta, fischia un fallo, perché si era probabilmente sfumato anche l'arbitro di questa fase di non gioco. Sì, una serie di quattro campanili. Madonna, arriva il fallo, si sta giocando questa cosa, perché il Legnago rivela poi anche quelli che sono i limiti tecnici, no? Però il Lecco che aveva iniziato anche così bene e che con la Triestina, anche con altri è vero interpreti, come ha detto Albino, però ancora ne faccio un discorso di squadra, aveva giocato intanto nervosismo, scintille tra Lora e non ho visto qui adesso, fatemi vedere per favore di chi si tratta. Contini, no, sì. O Paulinho forse, Paulinho sì, 10, Paulinho, anche Contini c'è adesso, tutti e due. Allora, sì, perché si sono spintonati, poi l'arbitro è andato a parlare subito. Però un discorso di squadra dicevo, perché manca reattività, manca precisione nelle giocate tecniche, anche quelle più elementari nell'Ecco oggi. Non è una questione solo di uomini, perché anche Kraja, che con la Triestina aveva fatto giustamente il fenomeno, oggi male. Tanto c'è un fallo di mano non ravvisato, si prosegue per il vantaggio, Kraja apre però bene qui di prima intenzione subito per Giudici che tocca il suo primo pallone della partita. Riescono in qualche modo Lora ad aprire a sinistra per Enrici che può andare al cross basso di Enrici, male come sempre, ribattuto di testa. E non si riesce a portare avanti questo pallone. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per il cross, ma sono stati buttati malamente in mezzo all'area, e questo è importante perché se hai poche palle, quelle poche devi giocare bene. Tanto il Lecco cerca di sfondare sulla sinistra. Pensavo che tu fossi metaforico, se hai poche palle. Non le stiamo vedendo oggi, gli attributi per adesso mancano un pochino. Ma è una giornata storta, perché anche il segnale di Lenes vai, viene, sparisce. Sì, anche per quello, ma anche in campo, perché non stiamo vedendo un Lecco molto reattivo e determinato, ma spesso impreciso, troppo spesso impreciso. Poi Giudici era andato a schiantarsi contro Iabré, c'è però il calcio di punizione sarà in favore dei blucelesti, lo ripetiamo oggi in maglia verde e pantaloncini e calzettoni blu scuro. 54esimo punizione dall'estrema sinistra. Veramente non sono abituato a vedere il Lecco con questa divisa, no. Tutta verde, ok, l'abbiamo vista qualche volta, non fa impazzire, lo sappiamo,
ma così veramente non sembra veramente nemmeno il Lecco, pare di vedere la Feralpi. La Feralpi, sì. Io poi sono scaramantico, magari porta anche male, sarà il caso di... ma ne abbiamo mai vinto? Non lo so, forse no, vabbè, comunque. No, con la Giana ho pareggiato. Allora, 54esimo, al di là di questo, calcio di punizione battuto da Giudici direttamente in porta, si accascia e la blocca, centrale però il tiro di Giudici, Enzo la fa sua, ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ben rintornati in cronaca, 56esimo minuto, Lecco che restituisce palla al Legnago dopo una serie di batti e ribatti a metà campo, palla al portiere che si accinge a rinvio lungo, fa segno ai suoi di salire ed ecco il rinvio lungo che è proprio lungo, va quasi all'altezza dell'area del Lecco, serie ancora di batti e ribatti a centrocampo. Lecco sembra riuscire a riconquistare palla ma non riesce a superare la metà campo. Il Legnago mi sembra ancora mister, ancora dominante a centrocampo, adesso Marzorati a lungo niente da fare. Tanto è volata una scarpa al giocatore del Lecco, del Legnago, vediamo se torniamo con le immagini. Dice a terra giocatore del Legnago, sì, che ha perso lo scarpino rosso, si tratta di Stefanelli. Rivediamo sul lancio lungo di Marzorati, c'è lo scontro tra Stefanelli e Nepi e rimane lì uno scarpino di Stefanelli. Insomma, curiosità anche per vedere Nepi, no, ragazzi, questo attaccante che arriva dalla Fermana, non un grande goleador a vedere lo score, però fisico prestante, sì. Probabilmente vediamo se farà quel tipo di gioco che facevano prima Mastroianni, che ha cercato di fare Petrovic, a volte bene a volte no, in appoggio a Gans. È un po' una scommessa. Sì, un po' una scommessa, perché, come dire, vediamo se palla persa ancora mai da Marzorati, il tiro di prima intenzione parato da Pissardo. Ragazzi, sveglia però dietro, perché troppe palle, veramente regalato il tiro a Contini che va, la palla a Contini che va a tirare dai prima intenzione dai 25 metri. Parata di Pissardo che poi striglia la propria retroguardia, male, a livello di attenzione proprio. Palla persa malamente, l'attaccante Contini ha cercato di sorprendere Pissardo, però oggi mi sembra in perfetta salute, in perfetta forma, ha già fatto un paio di interventi, uno soprattutto decisivo, e qua un pessimo rinvio ciabattato in fallo laterale da Marzorati, palla ancora al Legnago. Diciamo, Lecco a due facce, così bene con la Triestine, tanto male oggi sabato, tanto male oggi martedì, 3 giorni dopo a Legnago. Sì, mi sembra una partita che difficilmente troverà un'inversione di tendenza, speriamo. Siamo al 58esimo, per adesso diciamo molto difficile. Chiaro che poi si può dire, come diceva Albino, interpreti diversi, però proprio tutto il Lecco che oggi non sta piacendo, perché al di là di uno o due interpreti, non so. Ancora il Legnago in avanti, tentativo di superare in pressione la difesa del Lecco. Poi fallo su Lora. Adesso Merlisala si accinge a battere dalla propria tre quarti campo, lancio lungo, tutto il Lecco sale in avanti. C'è ancora tanta partita, siamo al 60esimo, dunque c'è tempo. Chiaro, il Lecco adesso sta un po' riguadagnando campo, no Beppe? Cioè nel senso che mi aspettavo di più. Quando meno teniamo un po' più palla e teniamo un po' più schiacciati gli avversari. Però... Attenzione però sulla ripartenza di Sgarbi a sinistra, questa volta bravo nell'intervento Marzorati che va in scivolata, lo anticipa e Regala concede, ma qui diciamo non poteva fare altrimenti, calcio d'angolo
per la formazione veneta. Però pasticciamo troppo dietro, non siamo pasticcioni, siamo pasticcioni. Questo Sì, oggi dietro non abbiamo... non c'è quella concentrazione giusta. No, proprio per niente. Comunque vabbè, batteranno corto su Contini, no, Paulinho probabilmente va a battere in mezzo. 60°. Attenzione. Vediamo se va a cercare compagni. Paulinho che dà ancora un ultimo sguardo, poi va sul primo palo, anticipato al momento dello stacco. Giocatore del Legnago, poi non trovano più il pallone perché Contini e Paulinho, che si cercano tanto, anche perché sono due tra i giocatori più tecnici davanti, da centrocampo in su del Legnago, non si intendono. Pallone che finisce in rimessa laterale in favore del Lecco. Mister, per adesso, insomma, Giudice ha toccato un pallone, Lora 2, Sì, gli no, ingressi, Nepi ancora ha toccato solo lo scarpino dell'avversario prima quando è saltato. Non c'è... Va a saltare non c'è adesso, stata diciamo la scossa dei cambi, anzi siamo ancora in balia un po', ma neanche tanto del Legnago, no, perché di noi basso, stessi, sì, più che altro di noi stessi, perché loro non è che stanno facendo niente di che, no, assolutamente. Siamo noi che non riusciamo ad avere delle idee per poter rimetterci un po' in partita, perché comunque, come dicevi tu, manca ancora tanto, mezz'ora, è 1-0. Hai già fatto però 3 cambi, tra l'altro. 1-0 restano 2. È un risultato che sei ancora in partita. Ricordiamo, 2 cambi ancora per il Lecco. Se giochi così stai qua anche 2 giorni che non che segni, non tiri neanche un po', non mi hai ancora tirato in porta. No. In porta non abbiamo tirato. Chissà che non ci sia spazio poi anche per i Taleng. Sì, intanto rimessa per il Lecco, Pissardo appoggia a sinistra, Lecco che attacca la fascia sinistra, non trova spazio, si ritorna indietro da Merlisala, ora Marzorati avanza palla al piede, supera la metà campo e palla a Kraja, lungo, niente da fare, che rispinge il Legnago, ancora di testa, serie ribatti di testa. Poi attenzione perché può allargare il gioco bene a sinistra il Lecco, qua Giudici all'1 contro 1, anzi all'1 contro 2 in realtà, va sul fondo Giudici, vediamo se guadagna qualcosa, rimessa laterale. Sì. Poteva fare qualcosa in più o cercare di mettere subito il pallone di Giudici, non se ne però l'hanno chiuso. Sì. Lecco in avanti, Marzorati 3 quarti, si guarda in giro, apre sulla destra, Kraja si libera. Bravo. Lora. Ancora il Lecco che manovra per aggirare la difesa dei padroni di casa, sempre Lecco, Kraja in mezzo. Anticipato Giudici, poi si scontrano, attenzione, rimane a terra Nesta. Palla Kraja, sempre Lecco in questo momento ha guadagnato la metà campo dei padroni di casa senza grande costrutto, niente. Però anch'io volevo dire costrutto qua. Niente da fare, si ritorna in avanti, adesso Lecco dalla metà campo pronto a manovrare, scende sulla sinistra Giudici, fallo di ostruzione. Sì, c'è anche la munizione per, vediamo chi, non ho visto, non si vede. Bruno. Sì, loro stanno basso. Sì, stanno basso di destra, sì. Bruno 16. Sì, qui va a strattonare Giudici nettamente, insomma, altro ammonito, il terzo nelle fine dopo Vediamo. Sgarbi e Contini, anche Bruno. Adesso punizione dall'angolo esterno dell'area vicino alla linea di rimessa laterale. Vediamo, Giudici forse, no, sì, è lui che va a prendersi il pallone a 64esimo per calciare, 2 uomini in barriera vengono messi ora, Contini e forse lo stesso Bruno che vengono messi, anzi no, dovrebbe essere, ho visto male Gasparetto, no, Sgarbi, anche lui molto alto, viene messo in barriera per cercare di dare difficoltà, creare difficoltà a Giudici che va in mezzo, la palla sfila, nessuno la tocca. No, qualcuno l'ha toccata perché c'è calcio d'angolo, ma probabilmente involontariamente. Vabbè. Sì, un cross è andato vuoto. Sì, interessante, possiamo segnarselo così adesso. Dici sì, su una palla, episodio? Sì, in confusione in area.
Vediamo se la battiamo corta. Kraja per Giudici, si va sul mancino, la mette dentro, bassa, però Giudici però aveva tempo per mettere un pallone sicuramente migliore di questo. Poi però non si concretizza la possibile ripartenza del Legnago, dunque palla a centrocampo. Ci prendiamo un piccolo break intanto. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. Salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Pari. Rientriamo in cronaca 1-0, 66esimo, fase convulsa a metà campo, libera la palla, intanto c'è stata una sostituzione. Sì, intanto... Buso dentro per Nesta, diciamo qua abbastanza prevedibile, aveva anticipato De Paolo la vigilia che Buso avrebbe avuto comunque minuti nel finale, intanto forse proprio lui che si è andato a destra Giudici forse dopo l'ingresso di Buso, con Buso a sinistra probabilmente anche abbastanza logico, come sì, infatti vedo Giudici lì a destra con le sue scarpette rosse. Lecco che ora tiene costantemente palla nella metà campo del Legnago, Legnago che ha abbassato molto i giri del motore. Buso all'1 contro 1, la prima giocata non è granché, commette fallo su Lollo, ha cercato di saltarlo, ha perso il contrasto, lo ha buttato giù. Intanto c'è un giocatore che è Ganza che si lamenta, strattonato a maglietta, fa segno all'arbitro, niente di che. Anche la partita di Ganz purtroppo non ha avuto mai l'occasione, ha corso di qua e là, ma non ha veramente toccato un pallone. Purtroppo si sa, conosciamo le sue caratteristiche. Se non crei niente, rimane un po' un corpo avulso alla squadra. È una serie di continui scontri, di interruzioni di gioco. Ora si sta giocando veramente molto poco e male, tra l'altro, quando si gioca. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Legnago sulla tre quarti offensiva, tanto fallo dalla porta di Pissardo, va a saltare Merli Sala se non vedo male, un po' di gomito, fallo, una mezza gomitata in gioco aereo. Sono tutte solo 0-0 le altre partite del girone, dopo 65 minuti. Oggi non si vuole segnare. Pergoletese Padova, Pro Patria Trento, Pro Vercelli, Pro Sesto, Triestina, Juventus Under 23. Vediamo se... 68esimo, calcio di punizione dalla destra, accentrato per il Legnago, 30 metri abbondanti. Se la partita si sblocca un po', pure no. Anche di più, 35 metri. Buric, vediamo se va, qua siamo molto lontani però, e va direttamente in porta e va al di là della porta perché la calcia alta, direttamente fuori. Altra sostituzione per il Legnago. Esce Lollo, entra il numero 5 Pellizzari, un difensore per un centrocampista. Vediamo l'altro cambio, i primi cambi sono per Serena, esce Sgarbi, entra Giacobbe, e allora qui sicuramente una scelta conservativa mi pare di poter dire, no? Di Serena che mette un centrocampista per una punta e un difensore per un centrocampista. Gli va bene così, la stanno addormentando. Che prima mi ero quasi inconsciamente pensato, se finisce 0-0 è buono, purtroppo siamo 1-0 per loro, visti i ritmi. Ho detto, sembra quasi che si stiano accontentando, no, però qua mi stavo dimenticando il piccolo dettaglio che loro l'hanno buttata dentro su posizione, noi no. Quindi intanto cercare di fare qualcosa in più, Lecco ci sta provando, ma a loro va sicuramente bene mantenere così il ritmo fino alla fine della partita, perché non stanno neanche tra l'altro rischiando più di tanto per adesso. Lecco ha avanzato il proprio baricentro di una ventina di metri abbondanti, ora tiene palla
molto più spesso rispetto al primo tempo, ma non è riuscita a creare ancora occasione. 69esimo, palla per Ganz che la perde, mischia al centrocampo. Nepi che ha saltato, adesso a non controllare questo pallone. 2 o 3 giocatori a terra, l'arbitro fa proseguire, il Legnago si riporta in avanti e guadagna un fallo laterale. Ci ha provato Ricciardi a sinistra, la chiusura di Enrici che concede la touche davanti alla panchina di De Paola, già battuta. Buric di prima sbaglia, riconquista palla Lora e però impreciso la tocco corto per Kraja, va detto che era praticamente spalle al pallone, ha dovuto girare su se stesso ancora e rinviare un po' alla cieca. Ora riesce addirittura a trovare Nepi, che però insomma è caduto già 2 volte sul doppio controllo, poi contropiede del riesce Lecco a dare il pallone a sinistra, però sprecato, anticipato Buso qui. Sì. Aveva l'occasione per scendere sulla fascia, ha sbagliato il controllo, ha permesso all'avversario di buttare fuori la palla in fallo laterale. Ancora Lecco in avanti, si lotta, fallo contro. Si lotta, una fase in cui però veramente il gioco stenta, latita. Di Nepi, punizione dalla difesa del Legnago che con molta calma si appresta a lanciare lungo. D'altra parte per loro più passa il tempo e più si avvicina il 90esimo, tutto un risultato a loro favore. E beh, ritroverebbero i punti che mancano da un po', quantomeno un risultato che darebbe loro fiducia, quindi è chiaro che loro ritroverebbero un gol e 3 punti, visto che poi è una squadra che segna anche poco, chiaramente muovono tanto la classifica. Dai loro 19 punti andrebbero a 22, scintille tra Lora e Iavré, batte subito Lora, Zeliak, quindi tornerebbero a vincere dopo 5 partite. Lecco però vuole, con Giudici che entra in area, viene steso, vediamo, rigore. Calcio di rigore per il Lecco o no? Non si è capito cosa abbia fischiato. Sì, perché era nascosto l'arbitro, non si vedeva dall'inquadratura di Leven. Vediamo. Grande lancio sulla destra, Giudici si incula in area, prende alle spalle Ricciardi, controlla il pallone, Ricciardi lo scaraventa per terra. Netto. Sì, intervento scomposto. Sì. Netto. E allora eccolo l'episodio che può riaprire la partita. Nel rigore per il Lecco. Classico tiro, lancio lungo nell'attesa che qualcuno combini qualcosa. E questo qualcuno è Giudici, l'ha combinata in favore del Lecco naturalmente. Ha superato il suo marcatore Ricciardi che ha sbagliato. E ora vediamo Ganz dal dischetto. Gol, te lo dico già prima. Sì. Va Ganz 1-1. È in ritardo di 30 secondi. Sì. Battuto bene a mezza altezza alla destra di Enzo. Bene. Partita rimessa nel giusto binario, bene così, tanto Ganz doppietta, cioè nel senso... Tra sabato e oggi. Esatto. L'ha tirato anche bene, ha spiazzato il portiere. Diciamo che Ganz è fondamentalmente il primo pallone che tocca, va con freddezza dal dischetto e realizza un rigore pesantissimo. Intanto però, è quello che deve fare, non gli si chiede poi molto di diverso, no? Sì, si rivolge alla tribuna in fase... Entra anche Capoferri per Enrici. Con fare polemico, ha fatto segno di parlare di meno. Ma a chi dicevi, alla panchina? No, ha fatto segno così a tribuna. Quindi qualcuno che evidentemente lo ha punzecchiato. Esatto. Sì. Durante la partita. No. Bene. Detto francamente ero molto poco fiducioso su un possibile... Vediamo, perché loro tra l'altro che erano stati conservativi anche nelle scelte, mister, si devono un attimino sbilanciare se vogliono tornare alla vittoria. Quindi potrebbe dare anche più spazio all'Lecco in ripartenza. Attenzione a Ricciardi a sinistra, piazzate le 2 linee dell'Lecco però che cerca di chiudere qui con Seliak. Il cross di Ricciardi sul secondo palo, insegue la palla ma in ritardo, non la trova più qui il numero 16 Bruno. Rimessa per il Lecco all'altezza della linea dell'area, vediamo palla lunga in avanti per Napi, serie di batti e ribatti, fuori gioco. A livello tecnico veramente brutta oggi. Scarso. Un piccolo break. È venuto fuori da un lancio dalla difesa. Non ho visto se Zeliak aveva lanciato. www.leccocchannel.it
The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireya, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Allora, rientriamo in studio, c'è un cambio, doppio cambio ancora, perché allora intanto entra Juanito al posto di Contini nel Legnago, è entrato anche il numero 4 Antonelli, non ho fatto in tempo a vedere però chi è uscito, mi sta, se l'hai visto, Paulinho, ok. Te l'avevo detto che qualcosa avrebbe dovuto fare subito. Sì, loro si erano dentro il centrocampista e un attaccante adesso. Un po' adagiati, diciamo, a dormire. Attenzione adesso, tanto lancio sulla destra, palla lunga, vediamo il disimpegno del Lecco, finta, palla è fuori, sì, è uscita dall'inquadratura, rimessa ancora per il Legnago sulla tre quarti di campo, serie di colpi di testa, sì, poi fuori gioco, rimessa laterale, sì, calcio di punizione addirittura fischiato sul fuorigioco, probabilmente sul movimento di Lollo, quindi calcio di punizione in favore del Lecco, che ora non ha tanta fretta. Pissardo rallenta un pochino anche i tempi perché raggiunto il pareggio, insomma, sì, però si può anche ragionare un po' di più adesso, però loro hanno impostato la squadra per portare via l'1-0, adesso è cambiato, quindi potremmo anche osare qualcosina, abbiamo ancora un quarto d'ora più recupero. Tra l'altro hai 5 uomini più freschi comunque, perché hai già fatto le sostituzioni, quindi in teoria dovresti avere anche un po' di forze per andare a provarla questa partita. Purtroppo oggi i problemi di connessione rendono veramente difficile capirci bene in questa partita. Rimpallo. Allora apre sulla destra dove arriva Zeliak che scende in gran velocità, lo scambio con Giudici lì può mettere subito il cross di prima intenzione, anticipato Ganz. Poi ancora Lecco con l'ora, perde però l'abbrivio dell'azione per calciare, poi prova un pallonetto fuori. Buona però l'azione qui tambureggiante del Lecco. Visto questo ci sono gli estremi per poter far bene, sì. Loro... bello il tiro di Lora però qua, dai, è una buona idea. Secondo me loro hanno speso anche tanto nel primo tempo per coprire tutto il campo, adesso magari sono pur con i cambi un po' in difficoltà. Rimessa lunga del portiere del Legnago, batti e ribatti a metà campo, vediamo se Lecco conquista palla, rimessa laterale per il Legnago, tergiversa. Loro non ci stanno neanche loro, non è che vogliono portare a casa questo pareggio. Insomma, loro diciamo che non vincendo da quasi 2 mesi, ovvio che provino in qualche modo, no? Le provino tutte per cercare di tornare alla vittoria. Rimessa lunga di Marzorati. Però si può dire che adesso i cambi abbiano comunque fatto respirare un po' la squadra, abbiano ridato anche un po' più di fiducia e forse anche un po' di misure in campo. In mezzo. Tanto pallone in aria, viene spazzato poi alla fine da Merlisala. Non è che hanno stravolto, sì, qualcosina di più, ma alla fine dobbiamo essere obiettivi. Abbiamo preso un rigore su una palla. Tutti e 2 i gol sono arrivati su palla inattiva, quindi questo va riconosciuto. Spazzata dalla difesa e venuto fuori il rigore. Non stiamo giocando, non stiamo facendo azioni. Sono cambi, sì, ruolo per ruolo comunque. Lancio lungo sulla sinistra, attenzione, viene giocata, sì, buona, dentro il pallone, lo allontana Marzorati, poi Kraja prova a far ripartire Lecco veloce con Giudici sulla destra, l'1 contro 1 contro gli Abrei. Giudici qua chiede un po' troppo, frana addosso al numero 8 del Legnago che ha giocato una buonissima partita, rilancia subito verso Ricciardi, l'anticipo bravo, puntuale, tempista di Marzorati. Tanto c'è un giocatore del Legnago a terra, è stato Giacobbe il neoentrato prima a incunearsi sulla sinistra, adesso invece è rimasto a terra Antonelli, se non vedo male, Stefanelli, scusami.
tornando ai cambi, Nepi, ti dico, non pervenuto, non ho ancora capito. 2 stop di petto, così, per il resto poi niente. Buso non ho ancora visto, sì, Giudici, poi per il resto Lora qualcosina. Giudice e Lora hanno avuto un buon impatto. Giudici sì, Lora qualcosina meglio sicuramente di Latti, però non hanno. Giudice ha dato un po' di. Giudice ha creato il rigore perché è andato in velocità, qualche cross, qualcosa, sicuramente è quello che è un'accelerazione. Giudice a me sta piacendo comunque quando entra anche in questa fase di stagione, comunque riesce sempre a fare qualcosa, a creare qualcosa di propositivo, di utile. Il lancio lungo sulla destra del Legnago, ma un po' nella terra di nessuno. Ora ci provano anche un po' con la forza della disperazione, con molta imprecisione recupera palla il Lecco, Kraja, ci provano con molta imprecisione i giocatori del Legnago, mentre invece nella prima fase di partita succedeva a maglie invertite questo, il lancio, Zeliak va a corto per Giudici, di prima Ganz la gioca bene sulla destra, vediamo chi c'è lì, attenzione a Ganz proprio, lui che riceve il pallone, quindi era stato probabilmente Nepi a giocare quel pallone di prima, non si è visto purtroppo bene, rimane lì sulla destra Ganz, palla dentro a cercare qui un'azione in velocità, l'inserimento in verticale di Zeliak, non si sono capiti però. Forse Ganz ha chiesto un po' troppo. Sì, era anche giusta l'idea. Però non aveva visto che Zeliak era rimasto dietro al difensore, non aveva cercato di prenderlo, di aggirarlo, di tagliare. Qui francamente era una giocata difficile per un attaccante, figuriamoci per Zeliak, che attaccante non lo è, nonostante poi abbia una certa confidenza con il gol. Colpo di testa. Rinvio lungo del portiere Legnago, se ribatti a metà campo. Nepi non ha tenuto un pallone però, ragazzi, ne ha toccati diversi. Seguiamo questa azione e poi andiamo in pausa perché vediamo se il cross lungo del Legnago, il colpo di testa di Marzorati ad allontanare può far ripartire il Lecco con un po' di calma. Ganz che è praticamente retrocesso sino alla linea di difensore, attenzione a sinistra Buso che è piazzata la difesa del Legnago ma c'è un po' di spazio per lui, può andare fino in fondo, vai all'1 contro 1, vai, prova a incunearsi Buso di gran carriera, poi la palla rimane lì, non è fuori, bravo, la mantiene Capoferri, il cross dentro, una serie di colpi di testa, Nepi si gira, la palla per Kraja, la parata, rimane lì ancora la palla, Giudici di prima intenzione, la mette dentro e sbaglia. Grande occasione per il Lecco con il tiro di Kraja, respinto come può da Enzo, ma ha salvato la palla. Qui bravo Nepi invece che ha controllato bene e ha scaricato subito per la corrente Kraja, poi finisce a terra il giocatore del Lecco, calcio di punizione. Dai ragazzi, dai. Folata del Lecco all'82esimo con un'azione tambureggiante che non è ancora finita. Bravo Buso a sinistra a creare l'occasione. Lui, bello il tiro, centrale. Peccato perché era bello forte e teso. Se l'avesse angolato anche solo di un pochino, non so. Un po' troppo centrale qua. Ora vediamo che Giudici può scodellare dentro il pallone. Eleven allarga, bravi così, bravo operatore, allarga. E facci vedere che cosa accade al limite dell'area dove ci sono tante maglie verdi che oggi sono quelle del Lecco, lo diciamo per chi ci stesse ascoltando soltanto ora, maglie verdi e pantaloncini blu del Lecco, qualcosa di molto brutto a mio avviso, ma tant'è, l'importante è vincere questa partita. 83esimo, Giudici non so cosa stiano aspettando perché non so, sembra una sostituzione. Sì, però qua non si capisce, Eleven non stacca dalla azione che è ferma perché tutti sono voltati verso le panchine, vabbè. Infatti esce Stefanelli che era rimasto a terra poco fa, vedremo poi chi entra al suo posto, si avvia l'MLM da dietro la porta, dal fondo del campo a uscire. Sì, va bene, non ce ne frega niente di Stefanelli, dai, torniamo su, come se potessero sentirmi dai Eleven, però torniamo sull'azione. Allora, Giudici che va a battere il calcio di punizione. È entrato Maggioni? Ne? Sì. Giudici sulla palla, 84esimo, tutti in area. Allora va Giudici sul secondo palo, arriva un giocatore del Lecco che colpisce altissima Zeliak, la palla finisce però non lo so, a Venezia tipo. Sì, no, l'ha colpita forte e contrastata, saltando verso l'alto, palla che purtroppo battuta anche bene.
rinvio lungo del portiere, palla a metà campo, serie di ribatti di testa, Giudici perde palla, Legnago in avanti a manovrare. Comunque attenzione, contropiede adesso del Legnago, azione tambureggiante, tiraccio poi tiraccio, di Giacobbe. Ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. La rete di Aieti, Padova va in vantaggio a Crema con la pergolettese, l'unico gol di giornata oltre i due che abbiamo visto qui al campo di Legnago, dove Legnago e Lecco stanno impattando sull'1-1. 86esimo, Lecco manovra nella propria metà campo per cercare di trovare l'uomo libero in avanti, serie di scambi, palla, rasoterra, giro palla dietro. Non abbiamo molta fretta adesso, no. Pare di capire, anche se poi c'è stata poco fa la grande occasione di Kraja. Sì, secondo me dovremmo essere più convinti perché abbiamo la possibilità di poter portare ora Kraja. Hanno anche un po' di paura, loro si rifugiano alla rimessa laterale. Sai chi mi sta piacendo molto? Buso, che da quando è entrato a sinistra ha creato scompiglio cercando spesso l'uno contro uno, proprio lui, che ora però viene steso a terra, non c'è fallo, poi la palla rimbalza contro la schiena di un giocatore, va di forza Ganz a rimetterla in avanti, ma poi possono accontentarsi della rimessa dal fondo i giocatori del Legnago. Secondo me a loro adesso in questo momento va bene il pari, noi potremmo usare di più senza buttarsi in avanti, però mi sembra che in questo momento il vento tiri dalla parte del Lecco, potremmo sfruttare questi ultimi minuti. Ne mancano esattamente 3 e qualche secondo. Tra l'altro stavo ragionando, vedremo quanto sarà anche il recupero concesso. Stavo ragionando sul fatto che veramente oggi partitacce per Latchi, Petrovic e Morosini, meritano sia Latchi che Petrovic che Morosini. Tra l'altro la distinta non ne hanno presa mezzo, perché Lacti è diventato Latchi sulla distinta del Legnago oggi. Maggione è un loro giocatore, in realtà è Maggioni, veniva il dubbio infatti, è Maggioni. Anche insomma, che ha segnato male, ecco. Buric era Buroic. Vabbè, insomma, così. Rolim de Genova e Paulinho, scrivete Paulinho, è un vostro giocatore, voglio dire, non è che se... Vabbè. Vogliamo polemizzare un po' inutilmente, Lecco ci prova, la palla sulla destra, il bello il velo di Giudici per Zeliak che può andare a crossare, dentro traversare il colpo di testa del Lecco con Simone Ganz. No, chi è andato a saltare? Sì, Ganz, doppietta di Ganz che va a veramente anticipare i difensori, a incrociare di testa sul palo lontano. Bello il cross, si era capito subito che poteva nascere un'occasione lì sulla destra importantissima con Zeliak e Giudici, e allora eccola la doppietta di Ganz. Splendido il velo di Giudici che lascia palla a Zeliak, il cross di Zeliak qui è magistrale. Ganz da grande attaccante prende il tempo, fumando la sigaretta, va a saltare e a incrociare sul palo lungo. 2-1 Lecco, la rimonta è compiuta all'88esimo. Io l'avevo detto, ci dovevano credere i ragazzi, perché il Legnago aveva tirato i remi in barca con tutte quelle sostituzioni, probabilmente era convinto che il Lecco, cioè di portare a casa questa vittoria, poi col rigore forse insperato era il momento migliore, è stato il momento migliore questo del Lecco per poter cercare la vittoria, dovevano solo crederci e così è stato. E alla luce degli ultimi minuti, insomma, il Lecco sta meritando, anche se il primo tempo è stato abbastanza molto deludente. Insomma, fa piacere che in una partita mister
Intanto il Legnago butta lancio la palla lungo in avanti. Zeliak in chiusura, bravo, gran partita adesso anche di Zeliak, però nella ripresa, Rimessa laterale dal fondo del Legnago, palla in mezzo, attenzione, mischia. No, c'è fischio, fischio fuori gioco, tocco di mano. Si è capito, ma Zeliak determinante, il lancio sul giudice per il rigore e poi cross perfetto per Gans, ma Gans veramente da grande attaccante, quale è andato con una nonchalance a incrociare di testa su questo pallone. Così fallo di mano. Fallo di mano. Sì, Antonelli la controlla con la mano, se l'aggiusta proprio davanti a Pissardo, c'era in un groviglio di maglie. Bravo anche qui praticamente l'assistente che gliel'ha segnalata, perché l'arbitro non so se riusciva a vederla dalla sua posizione. Era coperto da una serie di giocatori, pasticcio del Legnago in avanti. Nepi, mettila giù quella palla, dai! Niente, riparte Yabré che apre sulla destra, poi c'è una sbracciata di Buso in ripiegamento difensivo, 5 di recupero. 5 minuti di recupero. Speriamo in questa vittoria, perché in una partita, se mi permettete, abbastanza squallida nel primo tempo e a seguire per buona parte del secondo tempo, se riusciamo a portare, se i ragazzi di De Paola riescono a portare a casa una vittoria anche con una partita così, ben venga, perché non si può sempre giocare al massimo, anche perché giochi ogni 3 giorni adesso, no, è vero, anche partite così scialbe, portare a casa, incrociamo in rimonta sarebbe molto importante anche da un punto di vista della fiducia, no? Per i ragazzi. Kraja alza il campanile, se n'è andato il primo minuto di recupero dei 5 concessi. Allora il Legnago ora prova a uscire, stanno venendo meno le forze anche i giocatori di casa, però perché non riescono con velocità a far ripartire l'azione. Gans si spende e va da una parte all'altra per cercare di creare fastidio ai primi portatori di palla del Legnago. Bravo oggi davvero Gans, doppietta decisiva, ma partita in crescendo, l'abbiamo detto. Poi si è caricata un pochino anche, se vogliamo, sulle spalle la squadra, dalla personalità con cui ha battuto il rigore, poi la freddezza con cui è andato a saltare, l'abilità, il tempismo su questo cross di Zeliak per il 2-1. Anche qua adesso sulla tre quarti campo è lui che va a subire il fallo, va per difendere palla, non l'avrebbe mai presa, però è stato bravo d'esperienza a farsi fare fallo e a guadagnare una punizione dalla nostra tre quarti campo, che batte ora Pissardo presumibilmente con un lancio lungo. I ragazzi del Legnago si lamentano per la perdita di tempo, ma va bene così. 92esimo, 3 minuti di recupero, lancio ancora lungo da giocare direttamente tra le braccia di Enzo. Qua si poteva giocare un po' meglio questa palla, gli regaliamo subito un altro possesso con 3 minuti di recupero da giocare, magari insomma anche no. Il lancio lungo allora di Enzo, che va a trovare il colpo di testa di Merisala. Yabré la mette per terra, vede subito il movimento a sinistra, va a cercare il compagno che è partito, Ricciardi. La chiusura ottima di Zeliak, poi Giudici rilancia. Zeliak davvero in questa ripresa monumentale, cresciuto tantissimo. Yabré, un altro che ha toccato tanti palloni e bene, lancia ancora da Ricciardi, sempre lì, è rimasto a sinistra, lo sfida ancora una volta Zeliak, che gli dice: senti, il numero 2 oggi, quello migliore sono io. E allora poi il rilancio lungo di Giudici, colpo di testa ancora da allontanare di Gasparetto, però la palla è sempre nei piedi del Legnago. Attenzione, no, qui Giacobbe però viene fermato. Sì, la lanciamo, ma alla fine a nessuno. Diciamo che la stiamo un po' alla viva il parro, ma manca ancora tanto, mancano 120 secondi. Senza dire ok, la butto su che prendiamo qualcosa, proprio. Sono bastate 2 fiammate, bene. Alla fine. Fatte bene. Un tiro di Kraja e poi il gol di Gans, e questa ripresa a dimostrazione che bastava poco anche prima, no? Per cercare di portare a casa questa partita. Non è ancora finita nel segno di Simone Gans questa partita. Ribatti, rimessa laterale all'altezza della panchina da parte del Legnago, che tenta ancora di riportarsi in avanti. Attenzione, Buric che è sparito nella ripresa, per nostra fortuna, perché il primo tempo aveva giganteggiato. Adesso rimessa laterale per il Lecco dall'altra parte, dai che c'è tempo di rifiatare ancora in quest'ultimo minuto
Intanto manca proprio 1 minuto e 5 secondi. Vedo, vedete anche il caldo, oggi forse caldo, perché vedo veramente tutti molto affaticati. Anche loro sono calati. Sì, tutti, dico, in campo i 22 sono veramente molto stanchi, non so se a voi sembra questa... Può essere. Veramente caldo, vediamo anche tanta anche gente che ha tolto anche la maglietta, si sono rimesse. Non l'ha rimessa. Avevano tolto anche le maglie, le magliette. Tutti a torso nudo, insomma. Però insomma credo che perché non c'è vento, non vedo vento a differenza di qua, quindi credo che veramente con questo sole faccia molto caldo oggi a Legnago. Intanto batte e ribatti a metà campo, contesa, la palla non se ne viene a capo, rimessa laterale per il Legnago. Potrebbe essere l'ultima azione. Attenzione, dai ragazzi, stringere i denti su questa rimessa laterale. In mezzo. Iabré la rimette dentro. Ancora rimessa laterale per il Legnago, forcing finale. Lora fuori. Poi Lollo prova a calciare, trova una deviazione. Ribatte. Lecco tutto dietro la linea della palla. È finita. Dai che è finita. Dai che si vince anche oggi, 2-1 in rimonta. Finita. Ci voleva. Sono tutti estremati, non riescono neanche a esultare i giocatori del Lecco. Ma ci voleva questa vittoria, ragazzi, perché è importantissima, dà fiducia, dà punti, muove la classifica. Allora, Alessandro scrive Siu, per fortuna, sì, Gabella, bravi, assolutamente. Bella vittoria, perché anche nelle giornate in cui non tutto va per il verso giusto, cioè, fino al 70esimo niente era andato per il verso giusto oggi, però riesce a portarla a casa, una vittoria importantissima questa nel segno di Simone Ganz, che realizza una doppietta su rigore e poi su colpo di testa, ma mi pare di poter dire che si sia caricato nella ripresa un po' a livello di personalità la squadra sulle spalle. Il rigore sicuramente l'ha galvanizzato, poi è stato bravo sull'azione del gol, ha fatto veramente quello che deve fare, che sa fare, ha fatto il Simone Ganz, insomma. Sì, tra l'altro tutte le altre partite 0-0, quelle che si giocavano, tranne il Padova che ha vinto sì, con la pergolettese, quindi vittoria che assume il valore ancora più importante in una giornata che probabilmente un po' tutte le squadre hanno patito per aver giocato così con pochi giorni per recuperare, probabilmente sotto un sole che almeno lì a Legnago dà fastidio, perché fa caldo, a giocare alle 6 evidentemente sarebbe stato diverso sotto tanti aspetti. Ci colleghiamo con il nostro Albino Alborghetti, intanto Fausto in regia ci mette in collegamento con Legnago. Vado a vedere un attimino la classifica. Davanti devono giocare ovviamente sul Tirol Renate e Feralpi Salò, però hai accorciato comunque la classifica anche sul quinto posto della Triestina, che ora è a 5 punti a pari partite giocate, quindi voglio dire non è neanche così lontano. Triestina che hai appena battuto 3 giorni fa. Albino, mi senti? Assolutamente sì. Allora, secondo tempo in crescendo del Lecco che vince e rimonta meritatamente sul Legnago. Abbiamo visto per fortuna un altro secondo tempo, decisivi i cambi, comunque sono entrati uomini che hanno dato quella spinta in più, e poi nel finale comunque la squadra se l'è caricata sulle spalle Simone Ganz a livello di personalità. Assolutamente, però non vorrei avere dei meriti che non ho, ma se avete notato io ho detto che Morosini era sembrato inconcludente. No, è stato tolto Lacti, un altro oggetto misterioso, è stato tolto, cioè, così sono giocatori che secondo me non sono ancora entrati nella filosofia di questa squadra, che è una squadra operaia che deve lottare. Sì, sono d'accordo con te, non c'è spazio per altro in questo momento. Infatti sono entrati bene Giudici, Buso, che poi sulle fasce hanno sfidato spesso l'uomo l'uno contro uno, hanno corso tanto e sono risultati poi alla fine decisivi, ma anche comunque Lora in mezzo al campo ha dato il suo contributo. Doppietta decisiva di Ganz che fa vedere quello che De Paola poi aveva detto nelle ultime settimane, cioè dovrà essere l'uomo che ci dà qualcosa in più adesso. Noi abbiamo visto la partita in tribuna con il padre, no? E praticamente a parte che ha fatto un tifo addirittura esagerato, il papà di Maurizio, il papà di Simone Ganz, e ci diceva le stesse cose, diceva perché allora il primo tempo non è piaciuto a nessuno, per chi ha fatto evidentemente Lecco. Secondo tempo però è entrato con un altro piglio, i 2 cambi si sono fatti sentire e Ganz ha potuto anche usufruire del fatto che, togliendo anche oggi un evanescente Petrovic, no? E mettendo Nepi che si è caricato un po' sulle spalle il peso di dover tenere la palla alta e quindi alta conseguentemente la squadra, ha favorito sia l'aspetto del rigore che l'aspetto del secondo gol, che è stato bellissimo. Assolutamente, diciamo che Nepi va rivisto con più calma, perché
comunque oggi non è riuscito a far vedere bene quelle che sono le sue caratteristiche, però comunque no, guarda che Nepi però, guarda che Nepi però nel secondo tempo ha fatto, se volete sempre calcolare quanto la palla soggiorna nella fase d'attacco del Lecco, no? Quindi soggiornando per farla soggiornare, per farla restare alta e far restare alta la squadra, ci vuole uno che tenga sul pallone. Nel primo tempo Petrovic questo non l'ha fatto, nel secondo tempo Nepi l'ha fatto un po' di più, e tra l'altro se avete visto anche come avrete visto, ci sono stati anche degli scambi pesanti a livello per esempio di Visco, no? Quindi oggi Petrovic non ha tenuto questa parte. Nepi non ha fatto niente di straordinario, però ha fatto quello che doveva fare, cioè ha lottato per tenere la squadra alta. Assolutamente. Va bene, allora Albino si torna a casa con una bella vittoria, seconda consecutiva che dà grande fiducia e accorcia la classifica davanti, perché ora la Triestina vedevamo è a 5 punti ed è il quinto posto a pari partite giocate. Sì, ma io guarda con la dirigenza che abbiamo, e parlo da questo punto di vista dalla presidenza, guardo più dietro che davanti, e quindi sono molto contento per quello che ci siamo lasciati più indietro. Certo, 6 punti in 2 partite ovviamente ti permettono di fare un bel saltello in avanti. Grazie Albino, allora buon rientro, ci risentiamo sabato prossimo. Assolutamente, grazie a voi. Ciao Albino, buon rientro. Rientriamo in studio, chiusura con i nostri ospiti. Mister, oggi serviva vincere in qualche modo e lo hai fatto. Sì. Quanto peso specifico però di questi 3 punti, così giocando male, stanchi, valgono 6 oggi, perché a un certo punto eravamo anche nel nostro, diciamo, commento abbastanza scoraggiati. Già un pareggio si poteva sembrare già un risultato, portare via una vittoria. Sicuramente oggi, diciamo, siamo stati anche un pizzico di fortuna, che comunque poi la bravura, per carità, perché poi i gol bisogna farli, il rigore è stato bravo a prenderlo, e poi loro si sono anche un po' addormentati nella ripresa rispetto al primo tempo. Secondo tempo, diciamo, se fosse il loro errore quello di accontentarsi dell'1-0, di non aver provato a chiuderla, visto che oggi il Lecco sicuramente, se loro spingevano un po' di più, avrebbe potuto anche magari prendere il secondo gol. Il Lecco è stato bravo, quando dicevamo manca mezz'ora, è lunga ancora, non è un risultato così, diciamo, che non si può ribaltare, diciamo. Quindi molto bene. Bene per il morale, soprattutto per i ragazzi, perché comunque adesso questi punti danno, poi giocando un po' tutti i giocatori nuovi, si crea un po' puoi anche dare una maglia da titolare ad alcuni di loro, cioè Buso per esempio, anche se Sabato mi aspetto che sia titolare, anche se Giudici stesso, tante cose del primo tempo non a livello tattico non abbiamo capito, assolutamente, dalla formazione, come abbiamo iniziato, come abbiamo ricambiato, c'è stato un po' di confusione oggi. Sì. Un commento finale anche con te Beppe, leggiamo anche commenti sia Marco che Atomo Comberiati sottolineano la prova di Simone, forse abbiamo l'attaccante che serviva, ce l'abbiamo in casa, bastava farlo giocare, Gantz se gli arrivano le palle segna. Era venuto a Lecco per far questo lui. Certo, niente da aggiungere sulla vostra analisi, avete già detto tutto chiaro. L'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che con questa vittoria, visti i risultati di oggi dagli altri campi, il Lecco ha fatto un ottimo balzo in avanti in classifica. Beh, guardiamo un po' anche davanti per aver fiducia, poi insomma va bene, ormai siamo lì. Non si sa mai, con la squadra che magari si compatta, si cementa attorno al suo allenatore, gli dà la grinta, che dà la grinta per questo sprint finale, si può andare magari ai playoff e fare meglio dell'anno scorso, insomma, quando ai playoff poi non abbiamo fatto bene. Sabato prossimo con chi giochiamo? Pro Patria, mi coglieva un attimino bravo, perché va bene, ci sentiamo allora e ci vediamo sabato prossimo alle 14:30. Grazie mister Giulio Invernizzi, grazie a te, ciao grazie a tutti. A Giuseppe Mazzolini, a voi, forza Lecco, grazie a Fausto Riva in regia. Ci troviamo come al solito per il CN Stadio, allora questa volta di sabato da parte di Stefano Bolotta. Una cordiale buona serata con la vittoria del Lecco.
Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.